Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre e tanti oggi collegamenti, tanta la cronaca e partiamo proprio da questa perché ve la ricordate probabilmente la vicenda che è accaduta a Rovigo, dove alcuni studenti avevano sparato dei pallini ad aria compressa con una pistola ad aria compressa contro l'insegnante. Ebbene, questi studenti sono stati promossi e sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Ora sentiamo il servizio. Chiedo scusa a titolo personale, da semplice cittadino, all'insegnante. Così è intervenuto su Twitter il ministro della difesa Guido Crosetto sulla vicenda della docente di un istituto tecnico di Rovigo. Alcuni studenti le avevano sparato dei pallini con una pistola ad aria compressa e poi l'avevano derisa sui social. 2 dei 5 ragazzi, nonostante il fatto, sono stati promossi con 9 in condotta. Se la scuola ha lo scopo di educare, penso si sia persa un'occasione, ha scritto sui social il ministro Crosetto. Gli avvocati dell'insegnante stanno attendendo la conferma ufficiale della promozione, quindi hanno intenzione di contattare il ministro dell'istruzione Valditara, anche perché sembra che non siano mai state applicate le sospensioni disciplinari. Il fatto risale all'11 ottobre del 2022 e l'insegnante aveva chiesto alla direzione scolastica dei provvedimenti. Non essendo arrivati, aveva presentato denuncia. Vicenda questa che ovviamente continuerà a far discutere, ma ora ci spostiamo invece a Treviso, dove vandali in azione nei mezzi di mobilità di Marca. Un gruppo di ragazzi ha fatto esplodere dei petardi durante la corsa dell'autobus, filmando tutto con il telefono. Il video diventa ovviamente virale su Instagram. 15 petardi fatti esplodere in autobus e lanciati dai finestrini verso le persone. Il video caricato sui social per ottenere like e visualizzazioni. Il fatto è accaduto la scorsa settimana a bordo di un autobus MOM nella zona di Montebelluna. I ragazzi autori del gesto, molto probabilmente minorenni, hanno cominciato inizialmente a creare trambusto all'interno del mezzo e poi fatto scoppiare i petardi lungo il corridoio e fuori dai finestrini all'altezza delle fermate, provocando paura e rabbia tra i passeggeri. Un atto pericoloso che avrebbe potuto ferire le persone o provocare un incendio al suo interno. È l'ennesimo caso di vandalismo nei mezzi di mobilità di Marca. Questa volta i bulli hanno agito con uno scopo ben preciso: importunare l'autista e filmare il tutto per ottenere un po' di notorietà sul web. L'autista Mom si è trovato involontariamente protagonista di un video diventato virale su Instagram. I 4 ragazzi sono stati denunciati ai carabinieri di Treviso dal conducente. Aggiornamenti ovviamente su questa notizia nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 di l'edizione di Treviso. E invece ora andiamo a Venezia per i 249 anni della Guardia di Finanza, un po' il bilancio di questi anni, di quest'anno, dalla nostra Ilaria Marchiori che si trova sul posto. Ilaria, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Venezia nella sede della Guardia di Finanza insieme al generale Riccardo Rapanotti, comandante regionale della Guardia di Finanza. E proprio oggi, in occasione del 249esimo anniversario delle Fiamme Gialle, presentiamo un bilancio importante. Questo generale è stato un anno decisamente impegnativo per le Fiamme Gialle, non che gli altri non lo siano, ma questo è proprio in particolare anche per un lavoro di sinergia che è stato fatto poi nel territorio di Venezia e non solo, anche con le altre forze dell'ordine. In sintesi, qual è stata la principale attività della Guardia di Finanza? Forse sintetizzare un po' tutto in un'unica attività è un po' difficile, poiché le competenze in materia economico-finanziaria sono effettivamente molto ampie. Però è chiaro che potrei dire che i 3 settori, anziché un unico aspetto, ma 3 aspetti, se mi è consentito, sono quello comunque che riguarda le entrate, quindi comunque il controllo fiscale rimane una priorità proprio per venire incontro alle esigenze di selezionare nel modo migliore possibile gli eventuali target ispettivi, in un'ottica anche appunto di non controllare le aziende che si comportano in un modo corretto con riferimento agli adempimenti di carattere fiscale e quindi cercare di creare quella cornice di sicurezza di carattere economico-finanziaria per consentire agli operatori sani, onesti ed importanti di continuare a proliferare nella loro attività.
L'altro ambito ovviamente è sulla bocca di tutti, il PNRR, quindi tutti gli investimenti per quanto riguarda la spesa pubblica per le grandi opere pubbliche o per opere anche di minore rilievo ma che hanno un'importanza quantitativa importante, fanno sì che la Guardia di Finanza sia un partner anche qui importante per le pubbliche amministrazioni per fornire una cornice di sicurezza nella esecuzione dei contratti e quindi anche per fare in modo che le aziende che poi contrarranno con le amministrazioni pubbliche siano aziende sane e non infiltrate dalla criminalità organizzata. Il terzo aspetto è quello della sicurezza di carattere sociale. Un'operazione sicuramente importante, recente, è stato il sequestro di 850 kg di cocaina, un'operazione antidroga molto ben strutturata perché ecco, è una dimostrazione di una sinergia di cooperazione di carattere internazionale, cioè segnalazioni di cooperazione con altri organismi esteri attraverso la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, ma poi sviluppata tecnicamente e investigativamente dai reparti della Guardia di Finanza di Venezia. Non si tratta soltanto di un risultato molto importante sotto il profilo quantitativo, ma perché anche ha dei risvolti di attenzione nei confronti della società. L'immissione di sostanze stupefacenti nel nostro territorio significa molti guai, molti danni per la sicurezza sociale del nostro territorio. Comandante, oggi si entrerà proprio nel vivo dei festeggiamenti, quest'anno non si svolgeranno alla Giudecca. No, abbiamo pensato anche un po' di cambiare. Il campo San Polo è un campo estremamente importante, molto bello, molto ben frequentato anche da tanti turisti. Abbiamo pensato che forse una cerimonia in mezzo alla gente fosse anche un modo per farci vedere, farci conoscere e perché no dare per quell'ora di cerimonia anche un piccolo spettacolo anche sotto il profilo militare. Quindi un modo anche per coinvolgere la cittadinanza. Questo è il nostro intento e speriamo di suscitare interesse e sicuramente anche l'affetto delle persone. Grazie, ringrazio il generale Rafanotti, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero al generale, grazie anche a Ilaria Marchiori e insomma buon lavoro. Noi andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo nel Vicentino dove c'è stato un incendio in un appartamento in Viale San Lazzaro, nessun ferito, intervenuti polizia, vigili del fuoco e SUEM 118. Incendio divampato in un appartamento in Viale San Lazzaro a Vicenza ieri intorno alle 23 che ha comportato l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della squadra volanti che hanno messo in sicurezza i locali. Nessuno dei 4 componenti della famiglia abitante che è stata evacuata ha riportato lesioni. Le cause sono al vaglio delle squadre intervenute. Rimaniamo ora a Vicenza, cantieri TAV e rischio caos alla circolazione, i nodi da sciogliere sulla strada del Melaro. Luisa Bertini è in collegamento, la vediamo già sullo schermo da Altavilla Vicentina con il sindaco Carlo Dalla Pozza. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ad Altavilla Vicentina in compagnia del sindaco Carlo Dalla Pozza per parlare di TAV e del nodo relativo alla strada del Melaro. Perché? Perché lunedì scorso c'è stata un'importante riunione in provincia con il commissario alla TAV Macello. Che cosa è emerso e quali ipotesi ci sono sul tavolo per evitarne la chiusura di strada del Melaro? Sì, premetto che quando si è trattato di cantierizzare l'opera, cosa che non era prevista nei progetti finora da noi valutati e esaminati, è emerso che è praticamente interferente la circolazione stradale con il cantiere vero e proprio, quindi entrambi dovranno sacrificarsi, riducendosi un po' il cantiere ma riducendosi anche la strada del Melaro. L'ottimale sarebbe la proposta principale che viene svolta, ovviamente perché c'è anche un interesse economico, di chiudere totalmente la strada per 11 mesi. A questa noi non siamo favorevoli per nulla, anzi siamo contrari e preferiamo valutare le altre ipotesi che sono quella di restringimenti di carreggiata e qualche traffico alternato attraverso semafori o movieri o interruzioni magari notturne sempre sulla provinciale del Melaro
e quindi un mantenimento di questa che è un'arteria assolutamente vitale per il nostro territorio. Ecco, lei dice Altavilla è un po' un imbuto da questo punto di vista. Sì, basta dare un'occhiata così anche attraverso Google Maps dall'alto. Noi siamo un corridoio che si restringe e dove tutti dobbiamo passare, quindi da questa situazione fisica non possiamo esulare, quindi dobbiamo convivere con questa situazione e gestirla nel migliore dei modi, evitando il più possibile i sacrifici per i nostri cittadini. Sacrifici che sono già in atto, anche perché tutto dipenderà anche dal ponte su via Paganini, quindi già la viabilità adesso è modificata. Sì, fortunatamente la soluzione che abbiamo preso per l'incrocio di via Tabernule con la strada regionale ha fluidificato molto il traffico e quindi per il momento il disagio è relativo. È vero, c'è una svolta a destra obbligatoria che chiede di fare un po' più di strada, tuttavia questo a beneficio però di una fluidità maggiore della circolazione. Ecco, io ringrazio il sindaco di Altavilla e restituisco a voi la linea. Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi andiamo avanti con la cronaca. Un tentato furto oggi in provincia di Treviso, questa notte alle 1:30 all'ufficio postale di Caselle di Altivole. 2 soggetti travisati hanno utilizzato della vernice spray di colore nero per oscurare una telecamera di videosorveglianza esterna in prossimità dello sportello Postamat nel tentativo di asportare il denaro all'interno, ma è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto, che hanno costretto alla fuga i malviventi. Sono fuggiti a piedi. I danni sono pochi danni fortunatamente all'impianto e ci sono indagini in corso da parte ora dei carabinieri per identificare i malviventi. E a Venezia invece purtroppo un altro caso di suicidio. Si è ucciso in cella a pochi giorni dall'inizio del processo il 36enne che uccise la compagna con 85 coltellate lo scorso settembre a Spinea. È successo ieri nel carcere di Santa Maria Maggiore, il secondo suicidio in 2 settimane nella casa circondariale. A togliersi la vita per impiccagione poco prima delle 10 l'autore di uno dei 2 femminicidi registrati a Spinea l'anno scorso. Si tratta di Alexandru Dimitrova Ianosi, 36 anni, di nazionalità rumena. A fine settembre dello scorso anno, con una furia inaudita, aveva massacrato la compagna Lilia Patranelle con 85 coltellate nella loro casa di Spinea per motivi legati alla gelosia. Stamattina i sanitari, arrivati subito in carcere con l'idroambulanza, hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte, dichiarata ufficialmente alle 9:50. Sempre l'anno scorso, a pochi giorni dal delitto, il femminicida era stato trovato in cella con un manico di scopa nell'occhio, finendo in rianimazione in prognosi riservata. Ufficialmente si era trattato di un atto di autolesionismo, in realtà in seconda istanza era spuntata l'ombra del codice d'onore tra Galeotti. Quello di oggi è il secondo suicidio in carcere a Venezia in appena 15 giorni. 2 settimane fa a togliersi la vita, sempre impiccandosi, Bessem Degaci, tunisino di 38 anni, finito in cella per spaccio dopo il maxi blitz dei carabinieri in via Piave del giorno prima. Ed ora andiamo invece a Treviso, nel cuore di Treviso, dove la vedo già nello schermo la nostra Anna De Roberto, perché insomma si parla del Park Vittoria, cantiere aperto entro l'anno. Anna, a te la linea. Sì, Daniela, buongiorno a te. Buongiorno Daniela ai telespettatori. Sì, siamo in Viale Cadorna in questo momento in compagnia di 2 storici commercianti, Rossana De Zottis, negozio storico per Treviso, vi facciamo vedere la targhetta dal 1960, e poi siamo con Andrea Penzo Aiello dell'associazione, fondatore dell'associazione dei commercianti, anche candidato
fatto alle ultime elezioni. Siamo qui con loro perché sono due anime del commercio di questa parte del centro storico, e alle nostre spalle c'è il monumento dei caduti, che è del 1931, e ieri c'è stata in comune a Cassugana una riunione tra l'assessore Zampese, l'assessore De Checchi, il sindaco Mario Conte e la sovrintendenza con i loro tecnici. Il motivo della riunione era dare i tempi per far partire le perizie che serviranno per assicurare il fatto che questo monumento non venga danneggiato durante i lavori del famoso Park Vittoria. 430, se non sbaglio, stalli che arriveranno a Treviso, ma insomma anni di passione sostanzialmente per i lavori che dovranno partire. Una volta fatte queste perizie di fatto si partirà, e la notizia insomma di questo imminente possibile avvio non è passata inosservata ai commercianti del centro. Cosa ne pensa lei, Rossana? È favorevole o no a questo parcheggio? Allora, noi lo siamo, come lo eravamo diversi anni fa quando c'è stata la prima proposta di fare dei parcheggi sotterranei, e anzi forse allora avrebbe avuto ancora più peso sullo sviluppo della città, purché questo garantisca comunque l'accessibilità ai negozi, perché avendo un'attività in centro storico da così tanti anni siamo abituati anche a poterlo raggiungere facilmente, quindi possibilità di accesso, di parcheggi, e proprio per questo essere anche informati preventivamente di quali saranno gli sviluppi, cioè la viabilità come sarà, eccetera, essere consultati su questo. Lei sapeva della riunione di ieri? No, non lo sapevo, ma posso essere anch'io colpevole in questo, di non essermi informata, però no, non lo sapevo. Senta, la via in cui siamo, Viale Cadorna, diventerà una ZTL di fatto, quindi non sarà accessibile adesso come lo è ora, diciamo, per tutti. Infatti questo è uno dei problemi per chi ha un'attività come la mia, che prevede proprio l'accessibilità e anche con materiale di un certo volume e un certo peso, non solo per i trasportatori, che presumo avranno sempre l'accessibilità anche in zona ZTL, ma per il cliente singolo che viene da noi e ha la necessità di fermarsi con un oggetto pesante o a ritirare un oggetto pesante. La signora commercia registratori di cassa, quindi insomma sì, sono pesanti. Andrea Penzuaiello, con i suoi tavolini qui, la ZTL vi potrebbe favorire, ma siete spaventati da questi anni di lavori che si prefigurano all'orizzonte? Allora, sicuramente la ZTL è una cosa che per il mio settore sarebbe solamente un vantaggio. Tutte le linee di autobus che passano a fianco ai tavolini sono un deterrente per chi vuole stare seduto fuori in tranquillità. Capisco anche le paure di Rossana, infatti proprio nell'ultima campagna qua per le comunali una delle proposte che avevo fatto e con cui continueremo a lavorare insieme al nostro esponente in Consiglio Comunale Nicolò Rocco è proprio quella di garantire nelle ZTL l'accesso non solo agli operatori del settore, ma anche a quei clienti di quei negozi che hanno necessità di caricare e scaricare, perché ZTL non può voler dire un foglio di via per certe attività, come può essere la CEMU, ma come possono essere anche eventuali ferramenta del centro storico o anche negozi di bomboniere, dove uno deve andare a caricare 100 bomboniere e non può pensare di farlo a piedi. Di conseguenza questo va sicuramente tutto in considerazione. Dopodiché spaventano sicuramente gli anni di lavoro, però a medio termine l'opportunità di avere un parcheggio così grande, così importante, forse quello che diventerà il parcheggio principale della città, diventerà un'opportunità per tutta la zona per fiorire. Bisogna avere però dei tempi certi, bisogna essere sicuri della fattibilità, perché impiantare un cantiere che poi rimane bloccato magari per 3, 4, 5 anni perché nel frattempo si trovano falde o resti sarebbe un foglio di via anche questo qua per tantissime realtà che non possono e non hanno la forza di sopportare tutti questi anni di lavori. E dopodiché appunto serve che il piano sia completo e soprattutto che possa avere anche un seguito con la prossima amministrazione, perché Conte ha già fatto il bis, non ci sarà un Conte ter, di conseguenza non possiamo rischiare che tra 5 anni cambi l'amministrazione, cambi il progetto e rimanga un buco nero. Ecco Daniela, se hai ancora veramente pochi secondi, anche Rossana un po' ventilava la paura che una volta iniziati gli scavi si potessero trovare dei reperti o delle falde, quindi di ritrovarsi con i negozi e un cantiere sostanzialmente fermo. Esatto, sì, infatti è vero, anche questo è uno dei problemi che temiamo, perché bloccare un'attività per tanto tempo è deleterio, assolutamente. Quindi contiamo sul fatto che vengano fatti tutti gli accertamenti, tutto quanto necessario prima, e poi che quando si parte la cosa venga fatta senza stop. Quindi che il via libera sia un vero e reale via libera. Ecco Daniela, qui da Piazza Vittoria è tutto, noi contiamo adesso di girare ancora qui tra i commercianti un po' per sentire il sentiment, i primi pareri a caldo dopo la notizia della riunione di ieri sera, che di fatto appunto, come dicevi tu all'inizio, fissa, diciamo, tempi certi per l'apertura del cantiere.
Grazie davvero Anna, grazie ai tuoi ospiti, ne parleremo ovviamente ancora di questo nel corso sempre dei nostri telegiornali di questa sera e torniamo a parlare invece di cronaca. Un promotore finanziario è stato sottoposto ad obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria dal Tribunale di Vicenza a seguito di un'indagine della Guardia di Finanza che ha riscontrato dei presunti illeciti nel gestire investimenti in criptovalute. Al promotore finanziario ora indagato sono stati sequestrati in via cautelare 32.000 euro, mentre sono stati sequestrati anche tutti gli strumenti informatici utilizzati per gestire l'attività. Ed ora andiamo invece nel Padovano, strada regionale 308 del Santo paralizzata per la perdita di carico di un camion, è accaduto nel pomeriggio. Era carico di grondaie l'auto articolato diretto al porto di Genova che ieri pomeriggio stava percorrendo la strada regionale 308 del Santo in direzione Padova-Castelfranco Veneto. Erano le 18:30 quando nel comune di Campodarsego l'autista ha perso il controllo del mezzo a causa di un guasto. Il rimorchio si è subito staccato capovolgendosi sulla carreggiata senza colpire altri veicoli in transito. Nessuno è rimasto ferito, ma sulla strada si sono subito verificate lunghe code. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale del Campo San Pierese che hanno seguito tutti gli interventi fino al ritorno della normalità. Proseguono i controlli su strada degli agenti della polizia locale di Vigonza, sempre nel Padovano. 13 gli automobilisti fermati, per 9 è scattato l'alcol test, uno di questi è risultato positivo. L'uomo, un 57enne del veneziano, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito. I vigili hanno anche eseguito verifiche sulla musica e sulle emissioni sonore provenienti dai locali pubblici. Continuiamo con la cronaca. Coltivava marijuana e la preparava per l'uso. Arrestato un operaio 31enne incensurato di Stanghella. L'insospettabile aveva avviato un'attività parallela a coltivare marijuana, essiccarla e confezionarla per il mercato dello spaccio. I carabinieri della stazione di Vescovana da qualche tempo lo tenevano d'occhio, insospettiti. Dall'andiriviene anomalo nella sua abitazione. Nell'appartamento è stata ritrovata una serra con 60 piante di cannabis alte oltre 1,5 metri, illuminata da lampade con un sistema di climatizzazione e impianto di irrigazione, sequestrati 4 kg di stupefacenti già pronto. E rimaniamo sempre a Padova, furti in abitazione, in casa ad Anguillara Veneta. I ladri però prima della razzia hanno cenato in giardino. Cena in giardino con l'insalata di riso trovata in frigo per i ladri in azione in alcune case di Anguillara Veneta. Indagano i carabinieri sulle razzie registrate nel paese. I ladri hanno colpito in 2 abitazioni diverse. Nella prima hanno rubato contanti e gioielli dopo essere entrati in casa forzando una finestra. Nell'altra il furto è stato solo tentato. I ladri sono stati messi in fuga dall'urlo del proprietario svegliato di soprassalto dopo che i malviventi avevano rotto il finestrino dell'auto parcheggiata nel cortile. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio con altri servizi, altra cronaca e altri collegamenti. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, sempre con la cronaca. La Procura di Trento ha deciso di archiviare l'inchiesta sul disastro della Marmolada, accolta la tesi dei periti, fu un evento imprevedibile. A quasi un anno dalla tragedia, era il 3 luglio 2022, ecco la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Trento che mette la parola fine alla tragedia. Il crollo di una parte del ghiacciaio della Marmolada, che provocò la morte di 11 persone, non ha responsabili e così l'inchiesta della Procura di Trento è stata archiviata. Una decisione per certi versi attesa perché la perizia degli specialisti aveva confermato l'imprevedibilità dell'evento e perché di conseguenza il procuratore di Trento aveva già chiesto l'archiviazione. Erano le 13:45 del 3 luglio del 2022 quando un seracco si era staccato dal ghiacciaio. L'enorme massa di ghiaccio, fango e sassi aveva travolto alcune comitive uccidendo 11 persone. La più colpita era stata la provincia vicentina con 4 vittime di Malo, Tiene, Valdagno e Barbarano Mossano, poi Padova con marito e moglie di Cittadella e Treviso con 2 fidanzati di Montebelluna. Le altre 3 vittime venivano dal Trentino e dalla Repubblica Ceca.
Tra le motivazioni che i periti nominati dal Tribunale avevano messo nero su bianco in una relazione di 45 pagine per sostenere la tesi dell'imprevedibilità, le temperature elevate registrate da metà giugno, che avevano portato a una fusione superficiale della neve e del ghiaccio, che si stava riducendo di 7 centimetri al giorno. E adesso parliamo invece di una questione che sta davvero infiammando non solo la città di Padova, ma anche tutto il mondo politico, che riguarda la decisione della Procura di impugnare gli atti di nascita di 33 bambini figli di coppie di mamme, e ne parliamo con il senatore Andrea Martello, segretario veneto del Partito Democratico. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sì, è una vicenda davvero drammatica, incresciosa, che sta colpendo famiglie, tante famiglie del nostro territorio che erano state registrate a Padova e che io penso vada davvero risolta al più presto. È necessario che il governo abbandoni, diciamo, la posizione che sta avendo, che è quella di colpevolizzare questo tipo di famiglie, e al contempo che il Parlamento si attivi, noi ci siamo, per fare una legge capace di dare un quadro giuridico a questo tema. Ecco, mi scusi senatore, c'è da modificare una legge? Stavo appunto dicendo che è necessario da parte del Parlamento intervenire, noi ci siamo, per dare un quadro giuridico e legislativo a tutta questa vicenda, perché non passi l'idea che un bambino non ha più sua madre, perché non passi l'idea che una famiglia diversa non si possa fare, e perché non vengano lasciati, diciamo, da soli decine di bambini e di famiglie che esistono, che i processi reali della nostra società vedono già esistere e essere ben presenti in quelle che sono le dinamiche sociali. Ecco, questo è un atto che è partito dalla Procura di Padova, che potrebbe in realtà allargarsi anche ad altre procure, anche se per il momento, insomma, abbiamo visto che sono fermi gli altri, come Treviso, che diceva appunto non era, insomma, in calendario di certo una proposta come questa. Sì, ma è quello che è più incredibile è che questo atto della Procura di Padova riguarda casi a partire dal 2017, ma come si può intervenire in questo modo a partire da 6 anni fa, togliendo di mezzo con una sentenza quello che di fatto già esiste? È qualcosa davvero che non può avvenire in un paese civile, ed è per questo che questo problema va risolto. È bene, e mi auguro che altre procure non sollevino il tema e che al più presto il Parlamento possa intervenire sulla questione, in modo tale da dare gli strumenti giuridici più avanzati di quelli che ci sono, e una legge che guardi a quello che già nella nostra società esiste. Ecco, senatore, domani ci sarà una manifestazione proprio per questo. Lei ha un'idea di magari fare un salto, di andare, insomma, a portare la solidarietà, insomma, a queste famiglie? Ma sicuramente ci saranno, come in altre occasioni, rappresentanti del mio partito. Noi siamo molto attenti a questa questione, quella relativa ai diritti delle persone, e quindi una nostra rappresentanza ci sarà sicuramente. Io sono ancora a Roma, adesso devo organizzarmi per rientrare e ci sarò nelle condizioni, lo farò anch'io personalmente. Senatore, io le vorrei chiedere anche un altro, insomma, degli argomenti che sta davvero facendo discutere, che è, insomma, è venuto alla luce oggi, lo strascico di una vicenda che era già avvenuta a Rovigo. Non so se si ricorda di quegli studenti che avevano sparato con una pistola d'aria compressa dei pallini contro un insegnante, una vicenda che aveva davvero scatenato non poche polemiche. Studenti che oggi sono stati promossi nonostante, insomma, quello che era accaduto, e i legali dell'insegnante dicono vabbè, vediamo gli atti e poi scriviamo al Ministro della Giustizia. Fra l'altro, insomma, hanno preso posizione anche alcuni ministri come quello della Difesa, dicendo, insomma, se la scuola dovrebbe educare, questo di certo, insomma, poteva essere qualcosa di più, insomma, invece della promozione.
Sì, guardi, adesso è difficile per me fare un commento non avendo in maniera precisa cognizione di quello che è successo nel corso di questo ultimo periodo e di come questi ragazzi si siano presentati, perché anche questo è un termine importante, alla fine dell'anno scolastico. Ciò che è sicuramente in discussione, non è in discussione, che quello è un comportamento da non sottovalutare, da tenere in considerazione fortemente, da condannare ovviamente, e oggi però saranno gli avvocati con la documentazione alla mano coloro che potranno capire che cosa si può fare di ulteriore. Io segnalo un tema. Quando succedono queste questioni vuol dire che ci sono forme di non inserimento, di disagio, di non rispetto dei ruoli, di mancanza di correttezza, educazione, talvolta di solitudine, che ci devono interrogare profondamente su dove sta andando la nostra società e intervenire con politiche rieducative, sociali, educative, naturalmente scolastiche, capaci di fare dei nostri giovani, dei giovani consapevoli della propria vita e delle proprie azioni. Senatore, insomma, finita ormai la tornata elettorale e comunque il Partito Democratico insomma, sta lavorando in maniera tranquilla per i prossimi appuntamenti. Beh sì, noi abbiamo archiviato ovviamente le elezioni amministrative in Veneto con un risultato molto importante, la vittoria di Vicenza, che oggi ci consente di governare in 4 capiluogo di provincia come Vicenza, Verona, Padova e Rovigo. E ci prepariamo alle prossime elezioni amministrative che avranno un turno molto molto impegnativo in Veneto, più di 320 comuni che andranno al voto, e alle prossime elezioni europee che saranno una sfida politica importantissima non solo per il destino dell'Italia ma anche per il destino dell'Europa. Cosa succederà in Europa? Si continuerà in una logica come questa comunitaria, si andrà verso una logica più sovranista? Beh, questo sarà un tema al centro del dibattito pubblico nel corso dei prossimi mesi. Naturalmente continuiamo a farlo facendo opposizione a questo governo che secondo me non sta dando risposte a quelle che sono le reali esigenze degli italiani, e facendo opposizione anche alla Giunta regionale del Veneto che come sempre vive accompagnando i processi ma non brilla per delle iniziative o delle strategie capaci di sostenere il mondo dell'impresa, di aumentare il numero delle lavoratrici e dei lavoratori, o di combattere l'insicurezza e la precarietà nel lavoro, e molto spesso fa proclami su qualche tema ma poi si dimentica di affrontare problemi fondamentali come quelli per esempio della sanità e della salute di tutti i cittadini. Quindi noi continueremo con la nostra attività, le nostre campagne sulla sanità, sull'autonomia, sull'ambiente, sulla sostenibilità ambientale e sul lavoro, perché queste sono le questioni principali alle quali guardiamo per costruire un Veneto più equo e più sostenibile. Ecco, mi ha anticipato la domanda, le stavo chiedendo proprio questo: sanità e ambiente sono insomma i 2 argomenti principe sulla quale state davvero lavorando. Beh, sulla sanità abbiamo avviato da mesi ormai una raccolta di firme e una petizione popolare che sta veramente raggiungendo un grandissimo numero di sottoscrittori, a dimostrazione di quanto questo sia un problema centrale nella vita dei cittadini e di come anche in Veneto ci siano parecchi problemi. Penso a liste di attesa lunghissime, infinite, per le quali non ci sono risposte da parte della Regione, a medici di base che mancano, a infermieri e medici che mancano negli ospedali, a tempi di attesa lunghissimi nei pronto soccorso. Ecco, queste sono le questioni che vanno affrontate e io devo dire che
tra i cittadini del Veneto c'è una preoccupazione molto grande e noi stiamo cercando di interpretarla, di darle voce e naturalmente di fare delle proposte per risolvere questo problema. L'altra questione è sicuramente quella legata all'ambiente. Noi abbiamo visto in questo periodo situazioni di siccità e situazioni di alluvioni, basta pensare a quello che è successo in Emilia-Romagna. Anche in Veneto abbiamo grandi problemi legati all'inquinamento, al dissesto idrogeologico, alla siccità e purtroppo si sta facendo poco. Zai è da tempo commissario per l'emergenza della siccità e non vedo risultati. Abbiamo indicato un piano di cose da fare che potrebbe far uscire la nostra regione dall'emergenza, perché quando succede qualcosa, mettere la giacca della protezione civile e andare nel posto è il minimo che si può fare, ma bisognerebbe non arrivare a doversi mettere la giacca della protezione civile, perché al di là di quelli che sono gli eventi non prevedibili, la programmazione di una serie di interventi di prevenzione possa impedire che avvengano, diciamo, episodi davvero lesivi del nostro territorio e della sua integrità. Senatore, la ringrazio davvero, grazie per essere stato con noi, grazie. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Io invece vi presento gli ospiti che mi hanno raggiunto qua in studio, partendo da Federica Stella, medico del SUEM 118 della Serenissima, buongiorno. E Massimo Moretto, che è un regista, intanto buongiorno. Vicina c'è invece Cecilia, che ha quasi 12 anni, giusto? Ecco, io prima però di parlare con loro farei partire un video, perché è da questo che partiamo e dopo parliamo, perché lo ricordiamo, il Veneto davvero con gli incidenti stradali è una piaga di cui parliamo tantissimo, troppe le vittime della strada, ogni giorno dobbiamo raccontare un incidente, quindi vediamo questo video e poi ne parliamo. La strada racconta tante storie. Una di queste è la mia storia. 118. Sì, è successo un incidente. Signora, allora, con calma, quanti mezzi sono coinvolti, signora? Una persona, una ragazza. È stata investita? Da un'auto. Da un'auto? Ecco, signora, l'ambulanza sta già arrivando. Grazie. La ragazza è cosciente, parla, risponde? Non lo so. Signora, allora l'ambulanza... Ha perso sangue in testa. Mi dica se risponde, signora. Risponde la ragazza? No. Va bene. È una bambina. Quanti anni avrà sta bambina, signora? 10-11 anni. Va bene, è stata investita da una macchina, signora. Va bene, arriviamo, signora. C'è stato accidenti, quasi 5 macchine, gente feriti. Va bene, però ci sono alcuni feriti, probabilmente uno è ancora dentro il furgone bianco, insomma. Noi abbiamo una persona in un furgone che non riesce assolutamente a muoversi, ha difficoltà respiratorie. Allora c'è il ragazzo che è conscio, è consapevole, risponde alle mie domande in maniera corretta, ma è incastrato e una grave ferita in testa. Stiamo dirigendo verso l'autostrada, volevamo sapere quanti mezzi coinvolti. Se possibile. Si era 4 ore e esce ad uscire dall'autostrada, attualmente è bloccata. Sto andando. Ok. Ascolta, io ho preso la vena alla gravida che è ferma in corsia di emergenza con una Mercedes nera perché è una minaccia d'aborto. Noi stiamo già arrivando. Ecco, sapete quanti sono i feriti? Tanti, di 4. 5 meno. Va bene, e lei vede se si muovono? Sì, si muovono? Si muovono? No, alcuni no. Alcuni no, va bene. Il trauma addominale bacino milza è stabile o meno? Sì, è stabile. È stabile, ok. È stabile, è già un accesso. E un'altra ragazza che hanno tirato fuori adesso i pompieri. Sì. Sterno, bacino e addome anche lei. Falco da Alfa Zero.
118 ambulanze. Buonasera, scusate. Come è successo un incidente, una ragazza e poi abbiamo visto fuori morta, non respira. Avanti, per fatto. Allora Falco, ti confermo un paziente intubato, cranico puro, un altro paziente con sospetto bacino milza e un altro trauma cranico con trauma arti. Il più grave ovviamente è l'intubato cranico puro. Allora, ascolta, mandami l'elicottero di Treviso. Ok. Perché sono brutti tutti e due. Va bene. Avanti, Sì, Leone 1, allora ti confermo 2 codici 3 incastrati, stiamo attendendo l'esplicazione dei vigili del fuoco, troverai comunque da ambo i lati della strada 2 campi per atterrate. Sì, allora ti confermo, ragazza comunque giovane, morta sul colpo, incastrata in macchina, in una macchina riconoscibile. L'altro invece? La ragazza in macchina, la ragazza è deceduta. Avrei voluto diventare una donna, ma qualcuno ha deciso che così non doveva essere. Basta sangue sulla strada. Immagini che devono far riflettere queste, l'avete visto un video in collaborazione con l'ULSS 3 Serenissima, realizzato da Massimo, e l'avete riconosciuta probabilmente insomma, la protagonista di questo video, che è un video davvero forte, è un video shock, è Cecilia, che è residente fra l'altro qui nel Trevigiano a Mogliano Veneto. Quindi una domanda che farei a lei, insomma, giovanissima, perché si parla di incidenti stradali e i primi da coinvolgere sono proprio loro, i giovani, che in realtà saranno i futuri poi automobilisti. Che effetto ti ha fatto un video di questo genere, un video così forte? Ha fatto un effetto abbastanza impressionante, perché comunque ha un significato che colpisce molte persone, anche chi appunto fa il video, perché il messaggio che in questo caso Massimo che ha voluto dare ha proprio colpito chi l'ha visto. Ecco Massimo, da cosa è partita questa idea? Nel senso che sono tante iniziative, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato davvero tanto nelle nostre trasmissioni, tante iniziative per cercare di arginare questa che è una piaga terribile, e poi parleremo con chi in realtà sulle strade, chi negli incidenti è proprio in prima linea, e chi insomma è purtroppo, lo devo dire, anche costretto a vedere delle situazioni che poi sono delle tragedie immense. Com'è venuta quest'idea di questo video così forte? Allora, intanto grazie per l'opportunità. Io velocemente devo salutare e ringraziare la mia squadra di lavoro, che sono il direttore della fotografia Graziano Bicelli, l'assistente alla fotografia Monica Mugnato, l'editor, quindi il montaggio di Ion Nikita, il produttore musicale Loopster Federico Bortoluzzi, il dottor Rosi e l'infermiera. Paolo Rosi, lo ricordiamo, insomma, che è il dirigente veneto, ecco, del SUEM. Certo, e l'infermiera adesso coordinatrice all'ospedale dell'Angelo di Mestre, Disa Saccoman, che è quella da cui è partito tutto sostanzialmente. Allora, io non ho prodotto il video, l'ha prodotto Saturno 9. Saturno 9 è una squadra, io mi occupo della parte creativa. Abbiamo già collaborato dal 2013 con l'ASL 3 e con il 118, anche non solo sulle tematiche della sicurezza stradale. Abbiamo fatto anche dei documentari, uno di essi ad esempio, arresto cardiaco in real time, è tuttora utilizzato da docenti universitari dell'Università di Padova. Come è nata questa cosa in breve? Non avrei mai pensato di tornare sulla tematica. In dicembre mi è stata sottoposta una telefonata, la prima che parte nel video,
e considerando l'attuale situazione sulle strade italiane ho pensato di fare un lavoro che fosse diverso da quello del 2013, dove già affrontammo la tematica, certo, sì, con tematica. 4 prodotti, esatto. Anziché arrivare direttamente alla testa, cioè sul modello inglese, ti colpisco con i morti, i feriti e le immagini prettamente cinematografiche, arrivo al cuore. Poi arrivo al cuore, arrivo anche alla testa. Quindi ho pensato di sfruttare, passatemi licenza, Cecilia, che in realtà interpreta veramente una bambina che 8 anni fa purtroppo è mancata a causa di un investimento, e portarla in un cimitero di macchine per raccontare la sua storia e le tante storie che il 118 e comunque anche i Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine sono costretti ad affrontare ogni giorno nelle strade. Quindi un messaggero che attraverso lo scenario di un'autodemolizione racconta a se stessa, gli altri e dà un messaggio di speranza. Ecco, una storia, quella di Cecilia, che in realtà è una storia vera, non una storia inventata, e le tante chiamate a cui sono costretti a correre, insomma, gli operatori del SUEM, i medici, gli infermieri, e che si trovano di fronte davvero a tragedie immense. E quelle che avete sentito erano proprio le voci del SUEM. Dottoressa, è una situazione che ogni tanto si cerca di parlare, si cerca di raccontare, si cerca di far cambiare forse un po' la mentalità, perché lo ricordiamo, tanti di questi incidenti sono causati, ne abbiamo parlato davvero anche con le forze dell'ordine, proprio per il non rispetto delle regole o a volte per la disattenzione. Senza dubbio, infatti tutte queste iniziative di sensibilizzazione della popolazione per noi operatori del settore sono assolutamente fondamentali, perché vanno a cercare di incentivare un cambiamento dei comportamenti. Diciamo che la maggior parte degli incidenti stradali a cui assistiamo sono prevenibili perché spesso collegati a una serie di comportamenti che porta a un incidente che non necessariamente sarebbe successo. Diciamo che ci sono 3 grandi categorie di comportamenti che portano all'incidentistica, che è l'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici, e la disattenzione, e quindi collegato anche all'utilizzo dei cellulari in macchina, e l'alta velocità, quindi comunque un non rispetto delle regole che vengono messe proprio a protezione del cittadino, e quindi tutto quello che è sensibilizzazione della popolazione per cercare di ricordare che molti incidenti sono prevenibili, per noi è veramente fondamentale, perché consentirebbe di avere molti meno morti sulle strade e anche molti meno in realtà feriti, che poi hanno delle conseguenze anche a medio-lungo termine elevatissime, molto pesanti per il soggetto stesso e per le famiglie. Ecco, anche le difficoltà poi sentivamo, insomma, quando chiamano i cittadini, anche di capire quello che è accaduto, perché poi c'è, insomma, l'agitazione, lo spavento, la paura, lo shock, e quindi diventa anche complicato per voi dare poi un codice di gravità. Assolutamente, diciamo in Regione Veneto le centrali operative sono gestite da personale infermieristico altamente formato, che riceve un addestramento specifico sia per quello che è cercare il tentativo di ingaggio della persona che telefona in un momento di grande difficoltà emotiva, sia poi per riuscire ad attribuire un codice colore di gravità, che è un codice colore presuntivo basato sulle informazioni ricevute. Per questo è fondamentale riuscire ad avere informazioni attendibili dalla persona che è sul posto, che diventa così i nostri occhi. Nel tempo e grazie alle tecnologie piano piano stiamo sviluppando anche una serie di soluzioni che ci consentono di vedere quello che succede, ad esempio facendoci inviare delle fotografie dal posto dell'incidente dalle persone che ci chiamano, oppure ancora facendo delle videochiamate che ci consentono quindi di avere contezza di quello che sta succedendo. Però senza dubbio chi chiama il 118 per noi è l'anello che ci consente di portare il personale giusto nel posto giusto e nei tempi più rapidi possibili, quindi avere una
coinvolgimento e anche una buona risposta dall'utenza che ci chiama per noi è assolutamente fondamentale, perché ci consente di capire che tipo di risorse sono necessarie. Ecco, dottoressa, perché fra l'altro molti si chiedono come mai parte un medico, non parte in altre occasioni, magari così da spiegare, insomma, come decidete l'intervento, ovviamente dopo la chiamata che ricevete. Allora, diciamo che in Regione Veneto abbiamo un criterio di risposta telefonica che si chiama DIRE, il dispatch regionale, a cui sono addestrati tutti gli operatori di centrale operativa, e sulla base quindi di specifiche risposte che riceviamo alle domande cerchiamo di fare una prioritizzazione degli interventi e quindi anche un'identificazione della gravità dell'intervento su cui andiamo ad agire, e sulla base della gravità presunta vengono inviati mezzi di soccorso di livello di soccorso diverso. Diciamo che in linea di massima nella nostra provincia di Venezia, ad esempio, io sono dirigente medico della centrale operativa di Venezia, e abbiamo quasi tutti i mezzi di soccorso infermierizzati, quindi comunque con un soccorso avanzato. Qualora il codice colore sia attribuito con un codice di gravità colore rosso, allora lì si manda la maggior risposta sanitaria che si riesce a garantire in quel momento. E generalmente si cerca di garantire un intervento col medico che può giungere attraverso un'ambulanza, un'automedica o un elisoccorso. Ecco, le chiedo, dopo lo chiederò anche a Massimo, questi video così, insomma, importanti, video forti, secondo lei riescono ad arrivare? Perché le abbiamo sempre detto va cambiata anche un po' la cultura, perché la gente pensa sempre a me non può capitare, in realtà come ci dicevano invece le forze dell'ordine capita purtroppo a tutti. Arriva perché è un video che arriva proprio diretto? Beh, la speranza è proprio quella, nel senso se leggere sui giornali non è in qualche modo sufficiente a sensibilizzare la popolazione, tutte quelle che sono azioni che in qualche modo cercano di andare a colpire l'emotività delle persone, andare a colpire quello che è un po' più intimo, la speranza è che in qualche modo portino a una diversa modalità di ragionamento e a una diversa risposta, e quindi si spera sì che siano utili. Io penso che vadano di sicuro a colpire la popolazione, quindi portino a ragionare forse un attimo di più su questi eventi. Massimo, la storia, l'abbiamo detto prima, è la storia di una bambina che purtroppo non ce l'ha fatta. Perché proprio da questa? Sì, allora in realtà iniziamo da lei, poi ci sono altre storie, certo, come sentite, che sono altrettanto forti. Ma partiamo da questa perché fondamentalmente mi ha colpito questa telefonata, anche perché tra l'altro io ho anche la fortuna di conoscere, appunto, la citavo prima, Elisa Saccoman, che all'epoca, quindi sono telefonate di 8 anni fa circa, era operatrice del 118, quindi la bambina, sono sempre i bambini quelli che colpiscono, anche parlando con le forze dell'ordine, anche con lo stesso 118, loro ti dicono con gli adulti noi riusciamo a reggere il momento emotivo, i bambini no, i bambini squagliano qualsiasi cosa e persona, quindi ho pensato che una bambina, una testimonianza, in questo caso la bimba, lo ripeto, è un angelo fondamentalmente, potesse iniziare a scuotere queste coscienze per poi farlo attraverso il racconto degli operatori, degli utenti, che è una cosa un po' esclusiva, e di quegli scenari che noi vediamo nelle strade, anche se in realtà questa è un'autodemolizione, certo, anzi ringrazio Eros Martone e Antonello Cerrone che hanno certo ospitato le riprese. Ecco, vogliamo dire il nome della bambina che invece è stata veramente rimasta coinvolta in questo incidente? Allora, no, perché anche se lo sapessi non sarei autorizzato, vorrei conoscere tanto la famiglia, anzi è anche un appello che faccio perché mi ha colpito tantissimo la storia, e conoscere la prima voce della signora che chiede aiuto all'operatrice 118. Io non conosco i nomi. Che effetto le ha fatto? Forte, quella notte ho pianto, la prima volta che ascoltai, no, non mi vergogno a dirlo anche se sono un uomo, e mi colpì veramente tanto la telefonata, e da lì si aprì tutto lo scenario, la sceneggiatura, la proposta, che in un primo momento fu un po' accolta con così perplessità, e poi abbiamo visto che invece
Ecco un video che diceva anche la dottoressa, si spera arrivi davvero a tante persone. Dove verrà veicolato? Allora, questo è un problema che abbiamo in Italia, io già ne parlavo nel 2013, nel senso che alla fine poi è la politica e le istituzioni che possono fare il lavoro grosso di divulgazione e di diffusione. Attualmente è in YouTube e in tutti i social network, però stiamo cercando di portarlo nelle radio, nelle televisioni. Andrà a concorrere i Davide Donatello, è stato assegnato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ogni possibilità di diffusione per noi è fondamentale, quindi la divulgazione, ma non può partire solo dalla gente o dagli studenti, anche perché adesso gli studenti girano con video da 30-60 secondi che poi magari ti mandano al video principale, ma magari tanti si stancano. Quindi parlatene a livello istituzionale, fatelo girare nei media, nelle radio e nella politica. Adesso vogliamo anche con la Regione Veneto capire se si può fare qualcosa di più consistente. Cecilia, questo è un argomento ovviamente che insomma, si spera che non debba mai toccare i bambini, purtroppo li tocca, l'abbiamo visto, poi ne parliamo anche con la dottoressa. Però essere in quel luogo con un tema così difficile, cosa hai pensato in quel momento, sapendo che poi la tua storia è la storia di una bambina che realmente purtroppo è stata vittima della strada? In verità al momento là era come un gioco per me, perché in effetti sono una bambina, cioè non posso capire tutti gli aspetti di questa storia, però ho capito che è importante, cioè è molto importante, perché dà un messaggio che le persone devono ascoltare e capire con tutto il cuore, perché ci mette la vita di molte persone e quindi è importante. Se pensi a questa bimba che non c'è più, cosa ti viene in mente? Che noi tutti dobbiamo fare qualcosa perché non accada più questi eventi brutti, perché come ho detto prima vale la vita di persone, molte persone che sono appunto, come ho detto nel video, sono bambini che potrebbero crescere da grandi e avere un futuro normale come tutti noi, ecco. Tra l'altro Daniela, chiedo scusa, a parte che parla meglio di me, che sono più imbarazzato di lei paradossalmente, lei è anche la prima volta che recita davanti ad uno schermo, quindi impersonare un ruolo così delicato, io posso fare veramente un applauso a questa ragazzina. Assolutamente, anche perché insomma ha detto cose importanti, sono vite che sono state spezzate purtroppo a volte davvero per una disattenzione che costa la vita non solo ai bambini, ma costa la vita ai giovani, costa la vita a tantissime persone, l'abbiamo visto, insomma non parliamo degli incidenti stradali perché siamo costretti ogni giorno a doverne parlare noi e ad intervenire loro in maniera veramente ormai incessante, è una corsa quotidiana la vostra, dottoressa? Purtroppo sì, c'è da dire che dopo il periodo di Covid, che ha avuto un po' di flessione dell'incidentistica stradale, inevitabilmente avendo meno persone che si muovevano, abbiamo avuto una fortissima ripresa e abbiamo anche notato un aumento delle disattenzioni. Diciamo che le macchine moderne hanno una serie di sicurezze che fanno sì che gli abitacoli non si deformino più come in passato, i vetri non si spezzino perché sono protetti da pellicole trasparenti e tutta una serie di risorse che sono state messe in campo dalle ditte automobilistiche che fanno sì che le macchine siano sempre più sicure. Però nonostante questo bastano delle disattenzioni, come penso ad esempio al non mettere le cinture di sicurezza. E ad esempio in questo mi sento di dire che sono disattenzioni che spesso riguardano i bambini, perché il bambino che magari non ha voglia di essere legato, di essere fermato sul seggiolino e magari per un tratto che può apparire breve o in una strada a basso scorrimento può fare veramente dei danni
molto importanti, e abbiamo avuto tanti eventi di incidenti con bambini non cinghiati che poi hanno avuto delle conseguenze anche gravi. Quindi questo mi sentirei davvero di dire: l'attenzione alla regola è fondamentale per fare prevenzione primaria, perché il modo migliore di non avere danni è di non subire un incidente. Poi quando c'è l'incidente si possono mettere in atto tutta una serie di diciamo di meccanismi di protezione che vanno sia dalla corretta chiamata al 118 fatta dalla popolazione sul territorio, sia dalle manovre di soccorso che può fare un cittadino qualunque finché non arriva personale qualificato, e noi su questo puntiamo davvero moltissimo, anche l'addestramento del personale laico alla rianimazione cardiopolmonare, alla messa in sicurezza della persona non cosciente. Sono cose veramente molto importanti. Infatti incentiviamo la popolazione a fare corsi di primo soccorso in modo tale da avere una popolazione addestrata a gestire nell'immediatezza l'evento, e poi noi personale sanitario insieme con i vigili del fuoco ci formiamo e facciamo corsi specifici per la gestione dell'incidentistica stradale, per capire come approcciarci nel modo migliore, migliorare le nostre prestazioni. Però ovviamente se l'incidente non ci fosse questo non sarebbe necessario, ed è quello un po' che ci auspichiamo, che nel tempo cali la numerosità di eventi. Esatto, questo è quello che abbiamo sempre detto noi, e che si spera che questo fenomeno diminuisca nel tempo, anche se purtroppo quest'anno è stato, almeno nella Marca, abbiamo visto un anno che continua ad essere davvero difficile. Che effetto le fa, dottoressa, sentir parlare Cecilia? Perché insomma lei è giovanissima, e noi diciamo sempre, e si parla, l'abbiamo detto anche con i carabinieri di recente, si parla, si deve parlare ai giovani, si deve parlare perché loro poi sono i futuri automobilisti. Lei ha ancora un po' di anni, ma insomma diventerà anche lei presto un automobilista. E che effetto le fa sentire parlare una bimba, perché è una bimba così giovane? Ma credo che l'interazione con la popolazione e con bimbi, adolescenti, ragazzi sia fondamentale, perché solo puntando sulla cultura di base e su quello che ci si porta dentro poi si possa veramente portare un cambiamento sostanziale. E noi come centrale operativa, per fare un esempio, abbiamo un progetto di addestramento dei bambini e degli adolescenti al massaggio cardiaco. Andiamo nelle scuole, formiamo ogni anno circa 3.000 studenti delle scuole della nostra provincia. È un progetto che ci impegna molto a livello di tempo, di risorse e anche emotivamente, perché comunque ci permette di venire in contatto con chi è dall'altra parte ma chi è in crescita, quindi è molto bello e devo dire anche gratificante. Ecco, l'importanza non solo dei bambini, ma proprio che anche la gente conosca delle manovre che sono magari possono essere semplici ma che possono davvero salvare una vita. Sarebbe fondamentale questo? Assolutamente, parliamo di catena del soccorso e l'idea è che ogni anello della catena debba essere forte allo stesso modo per poter garantire dei soccorsi efficienti. Per dirla in termini più semplici, se io arrivo con un'ambulanza anche con le massime prestazioni sanitarie, ma arrivo e trovo una persona che non ha più spazio di rianimazione, che non ha margine, non è stato fatto nulla fino a quel momento, i nostri sforzi diventano vani. Quindi assolutamente addestrare la popolazione è fondamentale, e avere persone che sanno come gestire i primi minuti dell'emergenza è fondamentale, ed è sempre importante portare avanti progetti proprio perché la popolazione sia consapevole di ciò che può fare e lo sappia fare in maniera adeguata. Quindi assolutamente, anzi la divulgazione con video, a mezzo di social media è assolutamente fondamentale, perché raggiunge in maniera capillare le persone. Assolutamente, ormai sì, quello è il metodo più veloce. Massimo, la complessità di un video come questo? È grande, ma ogni volta noi, ad esempio... Perché magari uno dice è facile, no, no, non lo è, lo se per lo spettatore sì. No, allora noi tra l'altro dal 2009 siamo in attività, non ci occupiamo solo di sicurezza stradale, ma anche di pedofilia, violenza sulle donne. Adesso stiamo per affrontare il mondo della droga, sempre attribuito al mondo giovanile, quindi tutto ciò che è tematica
umana e sociale. È complesso per due ragioni: che ci dobbiamo documentare, dobbiamo capire come raccontarlo, perché io che sono regista o che ne so, il direttore della fotografia, il mio collega Graziano, non è che possiamo fare cose secondo la nostra visione e basta. Bisogna avere un linguaggio universale, quindi cercare un attimino di creare una linea comune, un linguaggio che possa arrivare a tutti. E poi comunque ci confrontiamo con le autorità per capire anche il modo giusto, non fare cose tecniche sbagliate, perché se sbagliamo alcune operazioni poi anche il 118 ci guarda e dice ma che cosa state mettendo? Esatto. E c'è la complessità organizzativa, le risorse, tante, personali. Noi siamo un progetto indipendente, però ci sono tante risorse anche come costi. E poi l'organizzazione, gli attori, studiare la sceneggiatura, la location, tante cose che fanno parte del cinema poi fondamentalmente. Certo. E a proposito, ecco, chiedo scusa, adesso volevamo anche discutere con la Regione il progetto di accorciare BSSS in 30 secondi o poco più per creare una versione cinematografica, quindi uno spot da proporre alle televisioni e al cinema. Ovviamente serve una struttura come la Regione Veneto e l'ASL 3 per poterci un attimino sostenere in questa operazione. Hai toccato un po' temi di cui si discute sempre, nel senso gli incidenti stradali, la droga, che sono, questo è un altro degli aspetti che non sono indifferenti. E dici, state pensando ad un altro video. Tant'è che e la violenza sulle donne è un altro tema. Sì, l'abbiamo già affrontata, ma vedo che ci sono tante persone sorde in Italia sul mondo droga e il mondo donna, poi si potrebbe parlare all'infinito dell'ipocrisia, ma non è la sede. E in realtà io stavo già scrivendo appunto qualcosa sul mondo della droga, che poi coinvolge comunque il 118, perché sappiamo bene. È solo che mi è capitata questa cosa che aveva una priorità enorme, quindi ho un attimino accantonato quella tematica per dare spazio a questa, ma per poi riprenderla immediatamente, perché secondo me è un altro grande cancro della società, enorme. Indubbio. Se dovesse dare dei consigli, insomma, perché voi arrivate, ma magari qualche consiglio a chi si trova in un incidente stradale, vi deve chiamare, ripeto, con tutte le difficoltà poi anche del capire cosa accade, perché nessuno di noi è formato, nessuno di noi è un medico, un infermiere e quindi magari non riesce a passare, a veicolare un'informazione giusta. Allora, diciamo che prima di tutto la propria sicurezza è fondamentale, quindi fare solo cose che non mettano in pericolo la persona che chiama il soccorritore, perché sennò da soccorritore si passa a seconda vittima, che è assolutamente una cosa da evitare. Detto questo, quindi una volta verificato che non ci sono fiamme libere e gas potenzialmente esplosivi, insomma vediamo comunque incidenti con macchine con carburanti speciali, quindi bisogna stare molto attenti in questo. E poi la cosa più importante in realtà è mantenere la calma, perché nel momento in cui viene chiamato il 118 sarà l'operatore di 118 che guida la telefonata e cerca di ottenere le informazioni necessarie, quindi cercare di essere il più possibile esaustivi, spiegare che cosa si vede e rispondere alle domande in maniera tranquilla e puntuale, precisa. E l'ultima cosa, cercare di essere il più precisi possibile anche per quanto riguarda la posizione dove ci si trova, perché i soccorsi possono arrivare a dare una mano se sanno dove andare. Quindi cercare di dare più dettagli possibili, perché ovviamente per chi chiama è scontato da dove si chiama, ma noi in questo momento non abbiamo ancora implementato un sistema di localizzazione della telefonata, quindi dobbiamo ricevere da chi ci chiama tutte le informazioni necessarie per arrivare nel posto giusto. Quindi anche banalmente se uno dice via Roma, tutte le città d'Italia hanno via Roma, e quindi sapere in quale città o frazione ci si trova diventa fondamentale. Cecilia,
insomma, se tu dovessi invece lanciare un appello ai ragazzi, perché poi insomma noi parliamo di incidenti stradali con le auto, ma ricordiamo che ci sono i pedoni che vengono investiti, ci sono le biciclette che riguardano proprio i ragazzini, quindi insomma l'attenzione deve essere da parte di tutti. Ecco, se dovessi lanciare un appello a bambini, ragazzini, giovani come te, cosa diresti loro? Direi di stare attenti, che come loro stanno attenti a non fare un incidente, non pensare solo a se stessi, ma pensare a chi a noi, agli altri anche, perché bisogna essere altruisti, pensare soprattutto agli altri, oltre che a se stessi, perché basta un attimo, purtroppo basta un attimo, l'abbiamo visto. Cecilia ha usato, penso, la parola più bella di tutto il programma, l'altruismo. Con l'altruismo riusciamo anche a capire quali sono le conseguenze, se capiamo le conseguenze evitiamo. Insomma, questa è un'iniziativa importante, noi poi ovviamente di questo parleremo anche nel corso dei nostri telegiornali di questa sera, a partire dalle 19 a Venezia, dalle 19:30 a Treviso e anche nel Veneto, perché insomma sono messaggi che vanno assolutamente veicolati, vanno trasmessi, insomma le parole della dottoressa sono importanti, bisogna davvero prestare attenzione, perché poi arrivare in quei luoghi è difficile, loro sono preparati, però insomma è difficile anche per loro trovarsi a vedere insomma tragedie, persone che purtroppo magari poi sono vittime, e ancora di più poi se questo coinvolgono dei bambini. Assolutamente, l'emotività a volte è difficile da gestire, diventa necessario farlo nel momento in cui si cerca di dare il massimo e portare a casa un buon risultato, però poi diciamo che qualcosina rimane sempre dentro. Ecco, fra l'altro l'importante è fare rete, squadra, insomma abbiamo visto il SUEM, le vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Assolutamente, noi siamo molto fortunati perché la nostra centrale operativa è all'interno del comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Venezia, quindi la vicinanza, le nostre due centrali sono divise solo da una porta a vetri e quindi potete anche contattarvi. Diventa una vicinanza che magari se all'inizio, quando è iniziata, poteva anche far vedere qualche screzio, in realtà è diventata incredibilmente produttiva ed ha permesso a vari progetti anche comuni di nascere e portare avanti una formazione condivisa, come adesso abbiamo sull'incidentistica stradale, e questo è un plus incredibile, perché avere un filo diretto con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco, è fondamentale per una buona riuscita. Da soli non si ottiene niente o si ottiene poco. Il lavoro di squadra permette di diventare delle eccellenze. Certo. Massimo, io terminerei questo collegamento con l'appello che tu hai lanciato per, insomma, che è rimasta nel cuore questa vicenda, questa purtroppo tragedia, la perdita di questa bambina, quindi l'appello che tu rivolgi ai genitori Sì, l'appello è molto semplice, cerchiamo di capire quali possono essere le conseguenze, quindi mettiamoci anche nei panni degli altri. Siamo sempre sicuri che a noi non possa accadere nulla, ed è la cosa più sbagliata, o i genitori, la certezza dei genitori, una cosa che vedo tantissimo, che tanto a mio figlio non capita, e credo che sia l'errore più grande, quindi cerchiamo veramente di capire che le conseguenze sono per tutti. Abituiamoci a questo e sensibilizziamo noi stessi e di conseguenza gli altri. Cecilia, ti piace stare davanti alle telecamere? Continuerai questa strada? Sì, perché a me è sempre piaciuti, cioè è una passione che ho fin da piccola, perché ho sempre guardato molto la TV, ma non perché sono ossessionata, ma perché mi piace comunque guardare quello che succede in generale, magari i telegiornali ogni tanto, ma anche i film. E quindi continuerai? Sì.
Bene, io ringrazio davvero Federica Stella per essere stato con noi. Speriamo di averla ancora ospite qua, insomma, per fare il punto della situazione, per parlare magari in maniera anche un po' più importante del suo, perché ovviamente il loro è un lavoro, come un po' tutto quello dei medici, dei sanitari, degli infermieri, davvero difficile, perché insomma lavorano con le persone, lavorano con la vita umana, quindi speriamo di averla qua ospite ancora. Grazie mille. Ringraziamo Massimo per questo video importante che speriamo raggiunga davvero tutti i cittadini, perché più si parla, più si fa vedere quello che accade, forse questo potrebbe far capire agli automobilisti che bisogna stare attenti, ma non solo, a tutti, motociclisti, pedoni, questo vale davvero per tutti quanti. Io un grazie davvero anche a Cecilia, perché insomma ha detto parole che è difficile da sentire in ragazzine così giovani, quindi noi la ringraziamo per essere stata con noi, speriamo ancora di averla qua, magari ancora davanti alle telecamere. Grazie davvero. Grazie per l'opportunità. Grazie a voi. Noi andiamo avanti, ci spostiamo a Padova, vediamo se i registi, perché è pronta per noi in diretta la nostra Valentina Visentin, ne abbiamo parlato prima per quanto riguarda le famiglie arcobaleno, una manifestazione che faranno domani davanti al Tribunale, dunque ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Buongiorno da Padova, dove c'è grande attesa per la manifestazione che si svolgerà domani mattina alle 10 davanti al Tribunale di Padova, dove la Procura ha impugnato i 33 atti di nascita di bimbi figli di 2 mamme, di fatto annullando quella registrazione, dichiarandola illegittima. Qui con me c'è Irina, la portavoce referente delle famiglie arcobaleno del Veneto. Vi aspettate una grande adesione? Come si svolgerà questa manifestazione? Qual è il messaggio che volete dare? Allora, noi aspettiamo sì l'arrivo di tantissime persone, perché sono aderite tantissime associazioni, persone fisiche. Non abbiamo mai visto così tanta risposta mediatica a un semplice appello su una pagina, tra l'altro locale, di Facebook. Anche se siamo coscienti che venerdì mattina alle ore 10 è abbastanza difficile essere in piazza, poiché tutti lavorano e quindi devono prendere i permessi, almeno che non sono partite IVA, per manifestare assieme a noi. È una manifestazione statica, senza microfono, senza interventi. Quello che desideriamo fare è far vedere al Tribunale e alla gente che noi esistiamo, che i nostri bambini esistono, che noi non siamo numeri sulle cartelle giudiziarie e i nostri bambini non sono incoscienti, sono perfettamente coscienti di quello che sta succedendo e ne patiscono, vi assicuro, ne patiscono tantissimo. Cosa porterete? Perché porterete una cosa simbolica davanti al Tribunale proprio per far capire questa cosa. Allora, se posso, sarà una piccola sorpresa, perché appunto è una performance che stiamo preparando, performance simbolica per far capire chi siamo. Ed è questo il punto chiave della manifestazione che si svolgerà domani. Tanta anche la solidarietà, Irina, che avete ricevuto dal mondo della politica e anche dal mondo dello spettacolo. Abbiamo visto Marco Mengoni dal palco dello Stadio Euganeo, che proprio vi ha rivolto un messaggio. Questa attenzione mediatica sperate possa in qualche modo portare presto a delle risposte proprio dal punto di vista anche normativo? Allora, noi speriamo che prima del 14 novembre, quando è stata fissata la prima udienza in Tribunale di Padova, la politica si muova, il Parlamento si muova, seguendo le indicazioni ricevute non solo dall'Unione Europea ma anche dalle tantissime sentenze di Cassazione, e che sia stoppato un procedimento che a costo di tutti noi contribuenti dello Stato italiano fa togliere al bambino un genitore già esistente, già registrato, quindi sono anni e anni e anni di tribunale, sono anni e anni e anni di soldi, per poi rifarlo avere tramite un'altra forma giuridica. Non ha alcun senso. Allora ringraziamo Irina, domani appunto l'appuntamento alle 10 davanti al Tribunale di Padova con il sit-in delle famiglie coinvolte da questa decisione della Procura. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero a Valentina Visentin. Noi andiamo avanti, parliamo ora ancora di giovani ma sotto un'altra forma. Parliamo di giovani che si avvicinano alla Caritas, dei progetti della Caritas, che sono tanti. Lo facciamo insieme ad Elena Luison, responsabile della Caritas Giovani. Buongiorno. Buongiorno. Insomma, il mondo giovanile che si avvicina al mondo della Caritas, a volte si dà per scontata questa cosa, in realtà non è così scontata. No, non è scontato, infatti noi cerchiamo sempre di continuare a promuovere il coinvolgimento dei giovani, insomma, delle nostre iniziative, con l'obiettivo, insomma, ecco, di metterci in ascolto soprattutto di quelle che possono essere i loro bisogni, le loro necessità, anche i loro desideri e i loro sogni, insomma, ecco, sempre cercando di avere ovviamente uno sguardo di comprensione e senza giudizi, perché a volte si rischia di cadere, no, in facili giudizi o in facili etichette rispetto al mondo dei giovani, no? Sono tutti così o sono tutti in quell'altro modo. Quello che cerchiamo di fare anche attraverso le nostre iniziative è appunto quello di valorizzarli per come sono e soprattutto anche di aprire uno sguardo diverso verso una realtà che Caritas incontra ogni giorno, insomma, ecco, con i servizi che offriamo. Ecco, noi poi, se la regia ci manda in onda le varie immagini dei giovani, i vari progetti, insomma le varie iniziative che mettono in campo. Elena, si avvicinano i giovani oppure fanno difficoltà? Noi ci dicevi prima, sì, è vero, molte volte si parla dei giovani in una maniera, o sono tutti così o sono tutti in un'altra maniera. In realtà, insomma, ovviamente cerchiamo di dirlo sempre, non tutti sono così, non tutti hanno perso la strada, non tutti sono dei campioni, insomma si cerca, ma si avvicinano al mondo della Caritas oppure fanno difficoltà? Allora, a volte fanno difficoltà, forse perché ovviamente, essendo Caritas, siamo all'interno ovviamente di un organismo della Chiesa, ok? Però diciamo che le porte sono aperte, ecco, sono aperte a tutti, a chi ha voglia di provare delle esperienze, di incontrare altri giovani, di conoscere appunto la realtà della marginalità, dei senza dimora, dei migranti, insomma, di noi intanto stiamo guardando quelle persone che incontriamo, insomma, ogni giorno nei nostri servizi. Ecco, questi sono i 3 giovani che quest'anno stanno facendo l'anno di volontariato sociale, che è uno dei nostri progetti principali come Caritas. Ecco, ci spieghi cos'è quest'anno di volontariato sociale. Allora, l'anno di volontariato sociale è ovviamente una proposta di un anno che è rivolta ai giovani dai 18 ai 25 anni. E diciamo i 2 cardini di questa proposta sono il servizio, quindi il mettersi a servizio delle persone che appunto incontriamo, intercettiamo in Caritas, ma non solo in Caritas, anche in altre realtà del territorio che collaborano con noi. E l'altro punto cardine è la formazione, quindi è sicuramente un anno di crescita personale prima di tutto, quindi vengono proposte delle formazioni sia per conoscere un po' il mondo attorno a noi, ma anche, insomma, per aiutare questi giovani a crescere personalmente, anche a orientarsi verso un futuro, insomma, ecco, che a volte è sempre faticoso e in continuo mutamento. Viene chiesto un impegno di circa 30 ore settimanali e appunto sono inseriti o all'interno del nostro centro d'ascolto, che è la porta aperta, insomma, sulla città di Treviso, che accoglie chiunque abbia una necessità, un bisogno. E purtroppo mi sa che in questo periodo avete anche tante chiamate, insomma, abbiamo... Sicuramente sì, nel senso, le necessità ci sono sempre e ovviamente poi dipende anche molto dai periodi, insomma, ecco, però le richieste di persone straniere, di persone migranti, di persone appunto in marginalità, quindi senza dimora, ma anche di famiglie, insomma, sono sempre costanti. Ecco, mi scusi, c'è stato un po' un aumento anche di famiglie che chiedono in questo momento aiuto, chiedono, insomma, un sostegno? Allora, sicuramente sì, c'è stato anche un grande lavoro durante il periodo della pandemia, insomma, per sostenere le famiglie, sia come Caritas diocesana, ma soprattutto anche col lavoro nel territorio con le Caritas parrocchiali, insomma. Ecco, come si raffrontano i giovani rispetto a questi problemi, perché sono problemi importanti, sono problemi sociali, economici, dove famiglie non riescono, purtroppo l'abbiamo detto più volte, anche ad arrivare a fine mese. Come si rapportano i giovani rispetto a queste problematiche? Allora, quando iniziano a fare delle esperienze con noi, che appunto può essere l'anno di volontariato sociale,
sociale o altre forme di esperienze è sicuramente innanzitutto aprire uno sguardo su un mondo a volte vicino a noi fisicamente, nel senso che è nella nostra città, nei luoghi che frequentiamo, ma a volte molto distante da quella che è una quotidianità. E quindi prima di tutto appunto aprire uno sguardo diverso, interrogarsi anche su come noi, sullo sguardo che riceviamo, che rivolgiamo alle persone che incontriamo, e iniziare a farsi domande sul perché, sul come funzionano determinate situazioni, su perché una persona magari cade in uno stato di marginalità, appunto cercando di andare oltre quelli che possono essere stereotipi e pregiudizi che magari sono comuni, insomma. Ecco, Cos'è che chiedono maggiormente i giovani quando si trovano di fronte a queste situazioni? Cioè sono domande che magari chiedono... si interrogano appunto sulla storia di queste persone, ecco, perché quello che cerchiamo appunto sia tramite l'esperienza di servizio ma anche nella formazione è quello di avere sempre presente che davanti a noi ci sono delle persone che hanno delle storie, persone che non sono solo persone povere, persone senza dimora, migranti, eccetera, eccetera, ma sono prima di tutto delle persone. E cercare appunto sì di capire che cosa è successo, le difficoltà, le fragilità, insomma, che possono essere causa di una determinata condizione, ma soprattutto di cercare di lavorare anche in questo caso, come lavoriamo sui giovani per potenziare quelle che possono essere le loro capacità, i loro desideri, i loro sogni, lo stesso cerchiamo di fare anche con le persone che accompagniamo. Ecco, noi abbiamo parlato di uno dei progetti, ma tanti ce ne sono che riguardano proprio la Caritas e i giovani. Sì, un progetto che è una proposta estiva che abbiamo come Caritas insieme e in collaborazione con l'Ufficio di Pastorale Giovanile. È la proposta di B&B, Benedizione e Bellezza, è una proposta estiva che rivolgiamo ai giovani dai 18 ai 28 anni. Sono 3 giorni per vivere in Casa della Carità, che è appunto la sede di Caritas. È un'esperienza che è sia un vivere insieme ad altri giovani, ma anche un vivere insieme ai fratelli più poveri che appunto frequentano la Casa della Carità. Sono 3 giorni di servizio, per mettersi a servizio, ma anche per fare con i poveri, con gli ultimi. E quello che ci hanno riportato i giovani dalle esperienze delle precedenti estati è appunto quello di questo sguardo diverso, delle relazioni, del costruire relazioni, dell'incontro, della qualità dell'incontro che possiamo avere con le altre persone, e appunto quello di scoprire una realtà che a volte si dà per scontata o si pensa che non ci sia vicino a casa nostra, di fianco alla nostra porta di casa. Ecco, avete avuto la partecipazione rispetto a questo progetto? Sì, nel senso è il 3° anno che proponiamo questa iniziativa insieme appunto a Pastorale Giovanile, e sono 4 esperienze, quindi 3 giorni che proponiamo nel mese di luglio, e per gli anni passati. Quindi insomma, deve ancora iniziare? Deve ancora iniziare, la prima esperienza inizierà il 3 luglio e poi per ogni settimana si inizia il lunedì dopo il pranzo e si finisce nel mercoledì. Ecco, cosa fanno i giovani in queste giornate? Allora, i giovani, non spoilerò troppo perché un po' è anche la curiosità e la scoperta, insomma, di affidarsi, insomma, a una proposta di questo tipo, però sicuramente vivranno o comunque proveranno a vivere l'esperienza di essere un povero a Treviso, in Casa della Carità, che cosa significa questo, e vivranno proprio dei momenti insieme alle persone che abitano e agli ospiti che abitano la Casa della Carità, quindi accedendo ai servizi e facendo insomma delle esperienze a servizio della casa, ma anche e soprattutto con gli ospiti e le persone in marginalità. Ecco, com'è la reazione dell'ospite di fronte ai giovani? Come si rapportano? Allora, c'è sempre stata una buona accoglienza, chiaramente è una novità e sicuramente poi dipende molto anche dal tipo di persone che frequentano in quel periodo la Casa della Carità, perché appunto non sono sempre gli stessi e cambiano, quindi c'è prima di tutto la consapevolezza di un rispetto verso quella che è appunto la loro storia, ma anche la giornata che vivono le persone che appunto sono in marginalità o sono
in una condizione di povertà, però appunto c'è anche l'interesse a capire perché dei giovani arrivano e vogliono scoprire insomma questa realtà. Quindi ecco, si cerca anche di creare dei momenti di scambio in cui possano interagire. Esattamente. Ecco, rispetto al passato avete visto un maggiore interesse da parte dei giovani verso questo mondo? Allora, diciamo che in generale, ma è un po' un trend che diciamo è in linea anche insomma, con altre esperienze di volontariato, c'è un po' un calo insomma, di presenze insomma, dei giovani, ma non solo, anche degli adulti che decidono di spendere del tempo, di dedicare del tempo a servizio degli altri. Però insomma, sono proposte che riescono sempre ad accogliere e ad interessare qualcuno, insomma, ecco, che ha voglia di mettersi in gioco. Ecco, se qualche giovane volesse insomma, dedicare qualche ora, come può fare? A chi si deve rivolgere? Allora, può sicuramente trovare maggiori informazioni nel nostro sito, che è www.caritastarvisina.it, o anche nel sito di Pastorale Giovanile, www.pastoralegiovanile.it. Altrimenti può contattarci via mail o via anche il canale WhatsApp, e sono tutti i riferimenti comunque che trovano all'interno del nostro sito internet. Ecco. Se dovesse lanciare un appello invece ai giovani per avvicinarsi e provare, insomma, queste comunque sono delle emozioni importanti, certo. Che cosa direbbe loro? Allora, di avere la curiosità di andare un po' oltre quello che è il nostro quotidiano, di uscire dalla nostra bolla e di avere la voglia di mettersi in gioco, ecco, di scoprire se stessi e scoprire quello che c'è attorno a noi, e soprattutto insomma crescere insieme ad altri giovani, perché appunto tutte queste esperienze sono sì esperienze di servizio, ma sono soprattutto anche esperienze di relazione anche con altri giovani, appunto non solo con le persone che frequentano la Casa della Carità. Ecco, prima di andare in pubblicità, un'ultima domanda volevo fare. Di solito a che età si avvicinano maggiormente? Ci sono anche giovanissimi? Allora, noi abbiamo delle proposte per giovanissimi che sono più orientate a conoscere quello che facciamo, quindi a conoscere i servizi della Casa della Carità e a conoscere insomma quello che è l'operato di Caritas. Come esperienze di servizio partiamo sempre dai 18 anni in poi. Ecco, questa è un po' la linea che ci siamo dati, però per chi volesse conoscere già insomma, dalle elementari con i catechismi o con i gruppi, insomma, è possibile venire, le porte sono sempre aperte. Io ringrazio davvero Elena per essere stata con noi, insomma, che è un aspetto importante, quello di sensibilizzare i giovani e dare qualche ora anche alle persone magari che ne hanno davvero più bisogno, perché è importante. Grazie davvero. Grazie a voi. Io mi fermo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Non sappiamo se c'è la pubblicità. Sì, quindi anche le previsioni del meteo mi fanno sapere, e la pubblicità. Vediamo se va in onda. Eccolo qui. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano investe l'Italia con la sua massa d'aria rovente. L'intensa ma breve ondata di caldo africano raggiunge il suo apice giovedì 22 giugno. A seguire è previsto un lieve indebolimento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento sulle zone montane, in genere senza fenomeni associati. Temperature in aumento e calde, minime tra 17 e 23 gradi, massime con picchi di 35 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà limpido o velato, con caldo afoso, specie in pianura. Temperature minime infatti tra 19 e 21 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà bel tempo, maggiore instabilità al pomeriggio e soprattutto in serata con isolati temporali.
Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 34-36 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Rieccoci nuovamente in studio e vedo già sullo schermo il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutto lo staff e ovviamente ai telespettatori. Insomma, abbiamo parlato di cose, insomma, di cronaca. Oggi apriamo, insomma, anche una pagina, insomma, più bella, che è quella della stagione estiva, ormai davvero partita con il pienone dappertutto, insomma, grazie anche a queste giornate davvero di sole. Abbiamo visto anche, fra l'altro, proprio da Treviso le code chilometriche di macchine, di auto che arrivavano verso le zone marittime, soprattutto quelle di Jesolo e Cavallino Treporti. Come sta andando, Sindaco? Allora, la stagione è iniziata molto bene già con Pasqua e poi si è protratta per la Pentecoste e il Corpus Domini in maniera molto buona. I nostri operatori in tutta la costa veneta hanno lavorato, i nostri turisti, i nostri ospiti di lingua tedesca si sono assolutamente riversati nelle nostre spiagge, quindi è andato tutto sommato molto molto bene. Cavallino Treporti poi in particolare già a Pasqua ha fatto il pienone con grande soddisfazione, perché poi le stagioni scorse erano andate parzialmente bene, l'ultima bene, ma le precedenti non proprio benissimo, e quindi siamo molto contenti. Adesso c'è un momento un po', come si dice, di buco, nel quale appunto forse anche si prende un po' di fiato, però insomma sta continuando. Credo che con il 1° luglio già ci sia una buona ripresa. Non dobbiamo stare però seduti sugli allori, perché alcuni aspetti sono stati evidenziati. Anche il Presidente Zaia, per esempio per la viabilità, ha evidenziato la criticità delle code, delle difficoltà e della necessità delle infrastrutture. Quindi degli aspetti sicuramente legati alle infrastrutture, alla sicurezza, ai nostri territori così fragili e così anche belli e così da rendere anche importanti dal punto di vista della sostenibilità. Non possiamo star fermi, dobbiamo continuamente lavorare. Quindi assolutamente bene, però il bene ci deve spronare a fare ancora meglio. Ecco, Sindaco, i campeggi, insomma, soprattutto lì a Cavallino Treporti, da quello che insomma avevamo capito, erano davvero con un tutto esaurito. A Pasqua e anche per il Pentecoste, il Corpus Domini, assolutamente sì. Adesso no, però insomma la stagione è partita nel migliore dei modi. E anche per i campeggi di Cavallino però rimane quel mantra di cui le dicevo prima, che sì, stanno andando bene stagioni, però siamo in un momento ancora post pandemico in cui effettivamente alcune località, alcune mete internazionali ancora non sono così accessibili, per cui non dobbiamo star fermi, dobbiamo continuare a far promozione e la stiamo facendo, ma quello che è importante è creare le condizioni ottimali per essere accoglienti. E l'altro aspetto ancora più importante è creare le condizioni ottimali perché i nostri residenti stiano bene, perché una comunità veramente accogliente è una comunità in cui per primo il residente sta bene. Ecco, Sindaco, ne avevamo parlato anche insomma, le volte scorse, la mancanza invece di personale. Questa problematica si sente ancora oppure insomma si è parzialmente risolto, diciamo, il problema? Allora, il problema si sente soprattutto nell'inizio e nella fine della stagionalità, perché alcune categorie di persone in quei mesi non ci sono, no? Cioè gli studenti, per esempio, le persone che studiano e gli studenti universitari
piuttosto che altre categorie, alcune mamme per esempio che hanno ancora i bambini a scuola, cioè ci sono delle situazioni in cui nella parte centrale della stagione il problema non è risolto del tutto, ma sicuramente va un po' meglio. Le racconto quella dei bagnini, Sì. per esempio. Noi abbiamo avuto difficoltà enormi nell'aprire le spiagge perché non c'erano i bagnini. Invece poi quando si finisce la scuola tanti ragazzi arrivano e hanno chiuso appunto il percorso scolastico e quindi ci sono. Le criticità sono proprio perché a noi piace tanto il tema, noi sindaci, il tema dell'allungamento della stagione, però poi si cozza con dei problemi logistici importanti. Credo che avremmo bisogno di un sistema di norme che aiuti veramente l'allungamento della stagione, perché altrimenti credo che la buona volontà dei sindaci e anche degli operatori cozzi con un sistema che non è possibile concretamente realizzare. Ecco, Sindaco, come sarà quest'estate a Cavallino Tre Porti e ci sono delle novità, ci sono delle curiosità? Allora, Cavallino Tre Porti sarà un'estate strepitosa e questo lo dico subito e con grande orgoglio. Le novità sono che ci sono gli eventi tradizionali, storici che ci sono sempre stati. Ieri sera abbiamo fatto il Sand and Sound, 13 chilometri di musica, il giorno della festa della musica. Ci sarà il Beach on Fire, ci saranno eventi in tutte le frazioni. Abbiamo poi una piccola chicca che è il video mapping su batteria Amalfi, cioè il venerdì, sabato e domenica dalle 21 alle 22 in continuazione. C'è questa particolarità, è un parco urbano con questo manufatto della prima guerra mondiale e quindi c'è questo bellissimo tema un po' che così da andare a vedere. C'è batteria Pisani aperta, ci sono ovviamente le piste ciclabili, 60 km di pista ciclabile, poi ho visto passare l'immagine della nostra meravigliosa pista ciclabile a sbalzo sulla laguna, c'è la spiaggia che appunto è molto vasta, poco infrastrutturata, molto naturale, quindi diciamo che le nostre caratteristiche sono intatte. Oserei dire che Cavallino Tre Porti non punta su un grande evento o su grandi eventi, punta su una pluralità di piccoli eventi sostenibili a dimensione, come dire, della normalità però, e quindi sul nostro sito, sul profilo anche sul sito del parco turistico che è il nostro consorzio di promozione, ci sono tutti questi eventi, le sagre, le feste di contrada, le nostre, il teatro in spiaggia, il teatro nelle contrade, il concerto all'alba, il concerto al tramonto, insomma ce n'è per tutti i gusti, però quello che ci importa è un po' affermare è che non puntiamo su grandi eventi, ma su piccoli eventi che devono far grande la località. Ecco, certo. Forse è un po' questo il segreto di Cavallino, ecco. Ecco, Sindaco, un'ultima domanda prima di salutarla. Si parlava prima di sicurezza, insomma speriamo che sia un'estate tranquilla. In realtà non ci sono mai stati grandi problemi, esatto, a Cavallino Tre Porti, ma insomma a Jesolo sì, e insomma siete davvero vicini, quindi la speranza è che sia un'estate davvero tranquilla senza gli eccessi cui siamo stati abituati a vedere negli anni scorsi. Allora, noi abbiamo fatto una riunione in prefettura e abbiamo trovato una grande comprensione da parte del nostro prefetto, del nostro questore, anche con i colleghi sindaci. Come conferenza di sindaci siamo sempre uniti come sindaci, quindi la mia solidarietà va ai colleghi sindaci che si trovano con questo grande problema. Noi continuiamo a chiedere come sindaci a gran forza che vengano dati sempre costantemente i rinforzi estivi, anche Cavallino li ha chiesti, perché pur essendo la nostra una località tranquilla, un presidio territoriale veramente è fondamentale, importante per tutti, per chi ci risiede e per chi è un ospite, un gradito ospite. Quindi dobbiamo veramente prevenire questi fatti, anche le località più tranquille quando hanno 120.000 persone devono avere le forze in campo per garantire la sicurezza, sia quella appunto sicurezza nel senso proprio del termine, ma anche quella sanitaria, ma anche il presidio generale del territorio. Ed è per questo che io mi permetto sempre in queste occasioni di ricordare quanto importante sia lo status di città balneare, cioè riconoscere queste nostre tipicità. La città balneare è uno stato particolare, questa città fisarmonica che è piccola d'inverno e si allarga d'estate. Noi dobbiamo essere messi in grado di dare risposte a tutti. Sindaco, la ringrazio, grazie davvero. Grazie per essere stata con noi, grazie e buon lavoro, grazie Sindaco.
Ora invece parliamo, insomma, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, riforma della giustizia, insomma una prima parte che è stata approvata, lo facciamo con due avvocati che ci hanno raggiunto qua in studio, che sono l'Alessandra Nava, avvocato del Foro di Treviso ovviamente, e Stefano Pietrobon. Buongiorno Larissa, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora partiamo proprio da insomma, questa parte che è stata approvata, tutti insomma, parlano di questa riforma della giustizia, chi è più soddisfatto, chi lo è un po' meno, e con varie problematiche. Poi ne parleremo anche della riforma Cartabia, che sta comunque cambiando e modificando quelle che sono poi i risultati di varie udienze. Alessandra, come per quanto riguarda la prima parte di questa riforma? Ma la prima parte, insomma, credo che tutto sommato fosse una riforma che doveva essere prevista, visto e considerato che il ministro Nordio non ha mai fatto segreto, insomma, delle sue idee in materia di giustizia. Peraltro questo primo pacchetto, chiamiamolo così, di riforma rientra anche in un programma elettorale, insomma, portato avanti dal centrodestra, quindi dal punto di vista, diciamo, delle attese, credo che non ci si possa sorprendere. Personalmente, pur non essendo notoriamente della parte politica che rappresenta in questo momento il ministro Nordio, devo dire che personalmente condivido in parte questa riforma. La preoccupazione, credo, che possa e debba essere anche quella della effettiva poi possibilità che entri in vigore appieno, nel senso che per come è oggi il nostro sistema giudiziario, soprattutto per la ormai cronica carenza anche nell'ambito della magistratura, quindi questo non soltanto della magistratura, anche dal punto di vista del personale che deve accompagnare poi effettivamente il lavoro dei magistrati, e poi sia anche da capire se effettivamente può essere realizzabile soprattutto quella parte che riguarda appunto le misure cautelari, con particolare riferimento alla carcerazione, alla custodia in carcere, e che prevede appunto che passi da un unico vaglio, diciamo così, di un unico giudice ad un collegio di 3 giudici. Adesso è stata prevista, come è noto, anche la fascia temporale dei 2 anni. Ecco, fra l'altro questo insomma creerebbe qualche problema con l'organico? Ma sì, no, è così, perché diversamente non si sarebbe previsto lo spazio temporale dei 2 anni, nell'ambito del quale poi pare che dovrebbero essere arruolati un certo numero di magistrati. Peraltro mi sembra che la magistratura abbia già lanciato varie grida d'allarme, soprattutto in quegli uffici giudiziari dove, per esempio, diversamente dal nostro, il numero delle misure cautelari sono certamente molto superiori, quindi in regioni che notoriamente purtroppo soffrono maggiormente della criminalità organizzata o comunque insomma di reati più gravi, e quindi certamente che a fronte di un maggior rigore che anche noi avvocati auspichiamo sempre rispetto alla doverosità di una misura di restrizione della libertà, che deve essere quindi accompagnata da estreme esigenze. Si dice che la custodia in carcere sia l'estrema ratio a fronte di diverse eventuali misure più blande. Quindi ben venga che anziché, per così dire, una persona la valutino 3 persone, ma questo poi comporta una serie di incompatibilità successive nel processo. D'altro canto però, ecco, non si può sottacere che ci siano oggettivamente delle problematiche dal punto di vista attuativo di questa riforma. Basteranno i 2 anni? Non lo so, su questo sinceramente ho qualche dubbio. Di un problema organico che sì, insomma, di un problema organico sia complessivo. Esatto, e insomma non proprio recente, ma no, di cui ormai si è parla. datato. Avvocato Pietrobon. Uno degli aspetti critici, diciamo, della riforma è stato bene affrontato dall'avvocato Nava. Pensiamo a una regione come il Molise, sono 300.000 abitanti,
la metà della provincia di Treviso ha 3 tribunali, no uno, 3 tribunali, uno dei 3 ha sede in una città di 6.000 abitanti, quindi una corte d'appello, un presidente di corte d'appello, una sezione civile della corte d'appello, una sezione penale della corte d'appello, 3 tribunali, personale amministrativo, quindi uno spreco di risorse assolutamente inconcepibile. Ricordo che la Valle d'Aosta, che è una regione a tutti gli effetti come il Molise, più piccola ancora, 150.000 abitanti, ma non ha una corte d'appello perché gravita, diciamo, sul distretto della corte d'appello di Torino. Una soluzione che toccherà interessi localistici sicuramente, ma che non comporterebbe particolari disarmonie del sistema complessivo giudiziario se venisse accorpato il Molise alla Puglia e la Basilicata alla Calabria, per esempio, così da ridurre la necessità. Un'altra osservazione, non volevo però, ecco, di carattere generale, cioè volevo solo aggiungere alcuni dati, diciamo, a quanto ha, ripeto, già comunque ben illustrato la collega. Io lamento questi interventi frammentari della politica in materia di giustizia. Non li ho contati esattamente, ma credo che dall'entrata in vigore del solo codice di procedura penale, quindi 30 anni fa, 32 anni fa, 33, 34 dell'89, chiedo scusa, 34 anni fa, ci sono stati, mi pare, circa 200 interventi tra riforme normative e interventi della Corte Costituzionale. Per non parlare del codice penale che risale al 1930 e che ha subito peraltro proporzionalmente molti meno interventi. Questo per dire che gli operatori, a cominciare dai giudici stessi, dal personale amministrativo che viene un po' considerato come secondario ma ha una funzione fondamentale per il funzionamento del sistema, e gli avvocati, debbono ogni 3 giorni studiare le norme. La riforma Nordio, questa, è molto piccola, tocca, come diremo poi, pochi aspetti, alcuni peraltro marginali, ma comunque impone a tutti di studiarsela e aspettare di vedere, come ha detto per esempio lo stesso ministro Nordio, per esempio sull'abuso d'ufficio, che dice sarò disposto a rivederla se l'Unione Europea ci darà. E poi parleremo naturalmente della riforma dell'abuso d'ufficio, ma è ragionevole comportarsi in questa maniera? È una domanda che io rivolgo alla politica. Anche i magistrati, e credo anche il ministro Nordio, si sono lamentati quando erano magistrati di questa sovrabbondanza di produzione normativa, però alla fine quando il magistrato siede all'interno delle stanze della politica adotta in pratica la stessa metodologia, cioè interventi che servono un po' come bandiera, no? Su temi di bandiera come l'abuso d'ufficio, le misure cautelari, invece di cercare di ragionare con tutte le componenti su una riforma il più possibile organica e complessiva. Ecco, si parlava dei cardini di questa prima parte di riforma che era quello dell'abuso d'ufficio. Sì, sì. Ma proprio, ovviamente condivido tutto quanto detto dall'avvocato Pietro Bon e mi ricollego proprio a questa sua osservazione abbastanza puntuale rispetto alla miriade di leggi che si susseguono e che mettono anche un po' in difficoltà, certo, no? Al di là degli operatori del diritto, anche chi poi si trova direttamente interessato. Mi ricollego solo, approfitto di quanto detto per l'abuso d'ufficio. Cioè, adesso io sinceramente credo che onestà intellettuale nostra almeno vuole che si rappresenti anche il dato oggettivo. Cioè, la figura dell'abuso d'ufficio è una figura marginale dal punto di vista della valenza penale rispetto a reati che pure non sono stati cancellati, no? Perché si legge di tutto in questi giorni e si sente anche di più, come se anche da parte di chi insomma approfitta, diciamo così, anche di qualcosa di buono che ne può venire dagli interventi per fare polemica, perché oggettivamente non sono stati, e nessuno se lo verrebbe mai in mente di farlo, abrogati la corruzione, la concussione. Allora si dice sì, beh, però l'abuso d'ufficio può essere il segnale spia, ma allora dobbiamo imparare anche un po' però dalla storia e dal passato e da quanto avviene. Sono gli stessi magistrati che hanno difficoltà a individuare l'aspetto della volontà sull'abuso d'ufficio, che è stato oggetto già di alcuni interventi nel 97, nel 2020, dove si è cercato in un certo qual modo di individuare più correttamente il reato
per cercare anche di impedire che gli amministratori, i pubblici ufficiali si trovassero con le mani legate o ritenessero, che è ancora peggio, di avere le mani legate e avessero quindi quel timore della firma, e questo comporterebbe poi un blocco, come qualche volta è avvenuto, anche su atti amministrativi che non richiederebbero tutta questa prudenza, ma che d'altro canto, se invece il comportamento illegittimo fosse talmente grave da sconfinare reati più gravi che rimangono, nessuno tocca, della corruzione e della concussione, certamente verrebbero sanzionati. Cosa voglio dire per concludere? Che il numero delle leggi, numerose leggi, a mio parere, può comportare l'effetto opposto, e cioè che nel momento in cui su una materia si legifera troppo, e quindi rimaniamo anche nell'ambito dell'abuso d'ufficio, di quello che poteva rappresentare l'abuso d'ufficio, se il furbetto di turno, di fronte a un numero di leggi maggiori, cerca di superarle, no? Perché se ne trova di fronte talmente tante che all'evidenza qualcuna forse non riesce a vederlo come partecipe leale e legittimo, potrebbe anche essere maggiormente indotto a oliare la porta che non si apre. Quindi voglio dire, poche regole precise, chiare, specifiche, potrebbero probabilmente impedire anche un numero esorbitante di reati all'interno dei quali neanche i pubblici ministeri si raccapezzano più, tanto è vero che le richieste di archiviazione, ce lo può insegnare perché si occupa più di me di questa materia dell'amministrativo, ma non hanno portato a granché, non è che sono state un ostacolo alla commissione di più gravi reati. E allora siamo concreti, abbiamo poche risorse, abbiamo pochi magistrati, ancor meno adesso personale amministrativo, concentriamoci sui reati gravi e concentriamo le risorse che abbiamo su quelli, sulla corruzione, sulla concussione. L'abuso d'ufficio alla resa dei conti non ha dato grandi risultati, quindi secondo me bene ha fatto il ministro se poi reggerà giustamente alle indicazioni anche se, della UE. insomma, diceva l'avvocato Pedro, potrebbe esserci di nuovo una revisione poi ancora della... Per carità, se l'Europa detta poi le regole... L'Europa o gli altri Scusa. No. Scusami, ho l'iter parlamentare, certamente, certo, chiedo scusa. Sì, no, scusa te, cara Alessandra. No, ci sono diversi interlocutori che sono stati un po' zittiti per la verità, hanno provato a dire la loro, ma sono stati zittiti in maniera un po' brusca, diciamo così. Mi riferisco naturalmente all'intervento del ministro Nordio che ha detto che i magistrati non possono commentare le leggi. Mi pare ricordare che però il ministro Nordio, quando era pubblico ministero, commentava le norme. Ma questo, voglio dire, non è per intento polemico, semplicemente perché un magistrato è un cittadino prima di tutto e quindi ha il diritto di esprimere. Che poi il problema è i modi, semmai. Allora, determinati interventi, soprattutto da parte della politica, ma non escludo da parte della magistratura, con toni eccessivamente esacerbati e provocatori quasi, e questo certamente non giova a un sereno dibattito. È vero, l'abuso d'ufficio è un reato residuale, così lo definisce la Corte Costituzionale, cioè interviene in quei casi nei quali sostanzialmente non vi sia un prezzo del comportamento infedele dell'amministratore, perché il peculato, la corruzione, la concussione hanno più o meno, passatemi la semplificazione, chi mi ascolta come giurista magari avrà qualcosa da dire, ma insomma in generale, per farci comprendere da chi ci ascolta, hanno un prezzo. L'abuso d'ufficio non ce l'ha, parla solo della condotta infedele che vuole procurare un vantaggio patrimoniale a qualcuno. Ecco, e abolirlo tout court come è stato fatto rischia però di creare dei vuoti di protezione. Pensiamo a una concessione edilizia che viene, un permesso di costruire, chiedo scusa, che viene rilasciato in violazione di una certa norma, abrogato l'abuso d'ufficio, non resta al cittadino che si ritiene leso, supponiamo il confinante, che si ritiene leso dal provvedimento di concessione di un permesso illegittimo, a dire le vie del Tribunale amministrativo regionale, che ha tempi di decisione nel Veneto oggi siamo attorno ai 2 anni e mezzo il primo grado, 2 anni e mezzo e qualcosa di più il Consiglio di Stato, mediamente. Per cui, per la verità, in Veneto siamo attorno ai 1100 giorni, ma però, per dire, quale strumento di effettivo, concreto viene dato per reprimere o comunque sanzionare comportamenti illegittimi? L'abrogazione, ripeto, totale dell'abuso d'ufficio rischierebbe di creare. Dopo è vero, e concludo, che
l'abrogazione è stata giustificata dal Ministro giustamente per l'abuso dell'abuso. Certo. Cioè ci sono stati, mi pare di ricordare, 1400 fascicoli aperti in Italia, di cui solo poche decine sono esitati in un provvedimento di condanna definitiva. Ma questo da che cosa dipende? Dipende solo dalla genericità della norma, che poi così non è, perché la norma, l'ultima norma, quella del 2020, era molto precisa, o da un abuso dell'abuso, cioè da parte della magistratura che ha utilizzato questo strumento quando a ben vedere non ve n'era necessità. Ecco, e questa è una parte, perché poi dovrebbe arrivare prima o poi anche un'altra parte di riforma che forse tutti si aspettano. La divisione delle carriere, forse. Esatto. Intendi. Anche quello è diciamo, un argomento, è diciamo, un tentativo, ecco, di cui si è molto parlato negli anni passati. Cioè, diciamo che comunque più propriamente la parte politica, diciamo così, ecco, più vicina probabilmente a quella attuale, ecco, ne ha parlato più propriamente, poi insomma anche qualcun altro a me più vicino. Io, ripeto, sono coerente, rimango favorevole a questa all'unificazione. Alla separazione delle Scusa, alla separazione. No, stavo pensando alla separazione delle carriere. Ho capito, hai fatto un lapsus che ho colto. Avvocato, invece lei? Io sono favorevole. Allora, in linea di principio sì, ma per un motivo diciamo dogmatico, se mi si passa questo termine. Il processo penale accusatorio vuole due parti uguali di fronte a un giudice, che è vergine di ogni conoscenza, che le viene data dalle parti stesse, quindi in una posizione di eguaglianza, cosa che diciamo nella percezione comune anche degli avvocati non si verifica, perché troppo spesso assistiamo ad atteggiamenti, non dico proni ai desideri dei pubblici ministeri, però certamente non esattamente imparziali. Pensiamo però anche, cara Alessandra, cara dottoressa, al fatto che un CSM unito decide le carriere e la disciplina dei magistrati ed è costituita anche da pubblici ministeri, quindi un giudice che nega un provvedimento, prendiamo il caso US, non voglio adesso per carità sollevare polveroni sul caso US, però un giudice di corte d'appello che nega la misura cautelare, o meglio, dà il braccialetto, poi non è che l'ha negata, dà il braccialetto a quella presunta spia russa. E poi deve andare in avanzamento di carriera al CSM, dove viene giudicato da un pubblico ministero che è della stessa corrente del pubblico ministero in cui è stata negata. Ecco, allora, sotto questo profilo non si può che auspicare una separazione delle carriere. E questo certamente. Ma in uno con la riforma del CSM, Cioè, è proprio quello, perché altrimenti adesso, per carità, non vorrei che diventasse un po' complicata per la comprensione, però ecco, volevo dire che non avrebbe tanto senso se poi proprio per le problematiche che rappresentava l'avvocato Pietro Bon si ritrovassero sempre nello stesso, diciamo, davanti a uno stesso consesso, nel quale abbiamo dalle cronache imparato che le correnti esistono e che condizionano moltissimo anche le scelte che vengono. Allora, giustamente il problema esiste, quindi diciamo che le due riforme dovrebbero andare di pari passi, almeno in qualche programma era previsto questo, che ci fosse la riforma della giustizia, soprattutto e anche in questo senso per una maggiore garanzia di imparzialità per il cittadino, perché noi qualche volta dimentichiamo, facendo riferimento anche a casi più eclatanti, che in questi disservizi, diciamo in queste anomalie, si imbatte il cittadino qualunque, quello che non ha neanche tante possibilità, diciamo, per rivolgersi ed essere patrocinato da avvocati che insomma possano essere animati soltanto da valori, e quindi sarebbe giusto che il sistema quantomeno fosse più equilibrato sia dal punto di vista processuale che dal punto di vista disciplinare, perché è molto importante questo. Della carriera. Delle carriere. E in questo ha ragione, io come area non politica, non sono politico militante, ma diciamo area di provenienza, di formazione, diciamo di destra, è una destra però quale intendo io, la destra di una volta, una destra riformista, non vorrei essere frainteso, però ecco, in questo caso ha ragione il ministro Nordio quando accompagna questa sua invocazione della separazione delle carriere
con riguardo, utilizzando questo argomento, e cioè contestando l'argomento che gli oppositori propongono, e cioè che si vorrebbe imbavagliare il pubblico ministero, sottoporlo all'esecutivo. E Nordio l'ha esattamente definito un falso ideologico, un atto di disonestà intellettuale, perché si costituisce un CSM di pubblici ministeri, autonomo tanto quanto un CSM attuale, che decide autonomamente e indipendentemente dalla politica. Poi ci sono le devianze per la Maradoce, ma voglio dire, quello, questo è il costume italiano, ma voglio dire, un organo assolutamente indipendente, e quindi è proprio veramente, bisognerebbe portare nel dibattito argomenti seri e veri, e non agire sulla pancia degli italiani. Ecco, noi adesso parliamo della riforma della giustizia. Adesso c'è la pubblicità, poi tornando in studio io vorrei parlare di una riforma che continua a far discutere, che è quella della Cartabia, con qualcuno che per la Cartabia è stato indagato, per la Cartabia è riuscito a uscirne, insomma, diciamo, pulito. Abbiamo visto anche, mi pare di recente, proprio un caso. Quindi io, se la regia ci manda la pubblicità, torniamo in studio e parliamo proprio di questo, che è una delle cose che sta facendo più discutere in realtà forse anche i cittadini. Siamo tornati in studio e stavamo iniziando a parlare di un'altra delle riforme che è stata al centro di non poche polemiche, che è la riforma Cartabia, pro e contro, insomma, a questa riforma, ma ha modificato sostanzialmente molto, anche per quanto riguarda gli avvocati, giusto? Beh, allora, la riforma Cartabia ha apportato delle modifiche, e per rimanere nell'ambito della domanda anche per gli avvocati, mi permetto di dire che gli avvocati, richiamando anche quanto diceva l'avvocato Pietro Bon, hanno dovuto molto studiare questa riforma, specialmente nel penale, almeno io parlo del penale perché mi è più confacente, perché rispetto anche alle modifiche che sono intervenute nell'ambito delle sanzioni, delle pene sostitutive che possono essere richieste al giudice immediatamente alla celebrazione del primo processo, impongono all'avvocato una preparazione anche di tutta la documentazione e anche una preparazione della personalità, della rappresentazione della personalità del proprio assistito al giudice in via anticipata, cioè quello che una volta si faceva quando la pena diventava esecutiva e si cercava in qualche modo di evitare insomma, di doverla scontare con una carcerazione. Vi era tutto un sistema che ancora esiste e diciamo che è un doppio binario in questo momento per cercare di avere le misure alternative. Adesso con la riforma Cartabia, in un'ottica in cui si è fatto uno sforzo, secondo me insufficiente, ma dico si è fatto uno sforzo per cercare di risolvere sempre questi problemi del comparto giustizia, quindi anche qui legati ai tempi di celebrazione dei processi, ivi compresi quelli di minore, diciamo, rilevanza o allarme sociale, e di cercare di alleggerire anche gli organi di sorveglianza che si occupano delle espiazioni delle pene, hanno dato il compito al difensore di essere già, diciamo, preparato per il proprio assistito già nella prima fase, e così per ottenere un risultato immediato che invece diversamente, magari attendendo 3 gradi di giudizio e poi l'espiazione, si sarebbe dovuto affrontare dopo 10 anni, dico per dire. Quindi sempre in un'ottica di alleggerimento dei problemi della giustizia. La Cartabia ha risolto? No, di sicuro non ha potuto risolvere, ma io credo che questa ambizione la possono avere in pochi, perché giustamente se gli interventi vengono fatti sempre più o meno a spot o più o meno con gente di buona volontà che si trova però di fronte al mare magnum di problemi e cerca di mettere le classiche toppe, e poi la coperta è corta e da qualche parte lascia scoperti. Però io credo che si sia fatto un piccolo sforzo. Poi giustamente alcuni hanno beneficiato della riforma Cartabia, quantomeno chi si è reso responsabile di reati di minore importanza, e quindi per assenza di querela o perché insomma poi non è stata presentata nei termini indicati dalla legge eccetera, è riuscito un po' a cavarsela, diciamo così. Però, ripeto, questa era l'ottica di una riforma che cercava di alleggerire i tempi della giustizia.
Questo sì, però ad esempio ci sono reati, ne parlavamo prima con l'avvocato Pietrona, anche reati tipo di truffe, che è davvero diventato uno dei problemi, tantissime le vittime che cadono nelle truffe, soprattutto quelle online, sì. E lì se non c'è la querela... Non c'è la querela, il reato muore. Esatto, esattamente. Sì, non parte il processo. Non parte neanche il processo. E questo vale anche per furti non aggravati, di certo, però insomma anche furti non... Beh, di una certa... il furto di imitazione no, ma altri furti, certo. quelli commessi con particolari in modalità, macchina, diciamo. Ad esempio nelle auto, quando quello ci vuole la querela. Sì, sì. Il furto al supermercato, il classico taccheggio, certo. Quello che lascia, è successo anche a me purtroppo anni fa, la toga tra l'altro, ho lasciato la toga incautamente in auto, mi hanno spaccato il finestrino, non so cosa pensassero di trovare, poi per fortuna l'ho ritrovata perché ci sono affezionato. Però ecco, è vero, bisogna decongestionare il sistema, ma se lo si decongestiona troppo, cioè se si eliminano di fatto tutti questi reati, poi il tempo farà giustizia di questo, perché l'opinione pubblica poi avrà dei rigurgiti punitivi, no, che monteranno e susciteranno posizioni politiche che adesso magari hanno votato la Cartabia o le riforme che sono in cantiere, però poi ascolteranno la voce che proviene dal basso, come diceva lei dottoressa, e cioè le truffe, pensiamo alle truffe informatiche, le truffe sul web, che colpiscono veramente un numero sempre più elevato di persone e impegnano le poche risorse che l'autorità di polizia può destinarvi, e quindi forse ecco, non vorrei che si sia buttato via con l'acqua sporca anche il bambino, insomma. Sì, anche qui però diciamo che è giusto che si sappia che la riforma ha il periodo, diciamo, cuscinetto, per il quale in alcuni reati dove appunto la perseguibilità era condizionata dalla querela, si rimetteva nei termini, diciamo così, no, tecnicamente, affinché la persona offesa decidesse entro 90 giorni, da quando il giudice prendeva cognizione della carenza, diciamo, procedurale, per andare avanti. Io faccio l'esempio, che è noto alle cronache purtroppo, del duplice omicidio colposo delle ragazze di Conegliano, sì. E lì la Corte d'Appello di Trieste aveva ravvisato in sede di appello, proposto dall'imputato, di non potersi pronunciare rispetto alle lesioni gravi. Ecco, su questo io sinceramente ho avuto molte riserve all'aver inserito questa previsione nella riforma Cartabia. Lesioni gravi a seguito di incidente stradale di 2 minori, la Corte d'Appello ha dovuto sospendere il procedimento perché mancava la querela dell'esercente la patria potestà. Ma qui non si allungano invece di più i tempi, in realtà? È qui perché in un certo qual modo, certamente questo era un caso un po' diciamo limite, però diciamo che la ratio legislativa era quella di comprendere se le persone offese di alcuni reati minori avessero poi effettivamente un interesse oppure no. Se possiamo cogliere una nota positiva, devo dire che esisteva anche prima, ma adesso noi la osserviamo, noi diciamo giornalmente la osserviamo di più, che in questa maniera siamo riusciti però a consentire qualche risarcimento del danno in più, perché siamo riusciti anche a intercettare la persona offesa, la quale di fronte anche alla concreta possibilità che poi il reato non venisse neanche poi preso in considerazione, se la condanna, siamo riusciti anche a trattare con quella famosa riforma, che è quella che prevede le conciliazioni come momento anche importante. Ma avvocato, non è più laboriosa però a questo punto il dover cercare la persona, diventa più complicata la cosa rispetto... anche per l'avvocato, diciamo, perché il giudice si limita a dire vedete, se riuscite voi, così siamo tutti contenti, proprio per non scontentare le persone offese ed evitare giudizi con i quali noi di sicuro ci mettiamo tutta la buona volontà e l'impegno per adattarci alle riforme, qualunque esse siano. Di sicuro, guardi, il collega diceva che giustamente, anche secondo me, ogni concertazione deve essere tale da arrivare alla riforma dopo averne discusso. Io, a mia memoria, anche una certa età, gli avvocati, con i loro rappresentanti, per carità,
non so quanto vengano sentiti sulle riforme, perché alcune se no non vedrebbero la luce. Quindi io dico sempre che vengono fatte nelle segrete stanze da parte di chi l'avvocato sul campo non l'ha fatto mai. Quindi almeno il ministro Nordio ha fatto il pubblico ministero, può parlare, ed è figlio di avvocati, figlio e fratello di avvocati, Ecco. ma non tutti, non tutti. Avvocato Pietrobon. Allora, l'aver introdotto la procedibilità a querela per un numero molto più esteso di reati si può definire una privatizzazione della giustizia, cioè la giustizia penale interviene solo quando interessa al pubblico, allo Stato. Quando sono questioni tra privati, però c'è comunque un problema di ordine pubblico, cioè la diffusività di certi reati non è un problema che tocca solamente il singolo truffato, derubato, leso da un incidente. Turba il vivere civile, la serenità e la tranquillità dei consociati. Quindi trovare un punto di equilibrio non è facile. Aggiungo, e questo forse oggi stamattina mi sono alzato con una vena polemica superiore al solito, ma quando hanno introdotto la procedibilità a querela per molti più reati rispetto a prima, la Cartabia aveva inizialmente previsto che il giudice, anche dopo mesi, si trovava il fascicolo in mano, vedeva che non c'era la querela, o meglio, un reato che era procedibile d'ufficio e che era diventato querela per la Cartabia, prendiamo un furto aggravato, diceva no, contattate la persona offesa dal momento in cui l'avviso ha 3 mesi di tempo per presentare la querela. Secondo me i magistrati hanno visto che così facendo si allungano i processi e comunque la persona offesa sarebbe venuta a confermare la querela, a presentarla, hanno cambiato la norma e hanno detto i 3 mesi famosi per presentare la querela non decorrono più da quando il giudice avvisa la persona offesa dicendole guarda che ti hanno rubato il televisore in casa e ora devi presentare la querela, ma dal momento in cui è entrata in vigore la riforma Cartabia, cioè dal 30 di dicembre del 2022. Quindi al 30 di, il 2 di marzo, 3 mesi, gennaio, febbraio, marzo, sì, alla fine di marzo, tutti i processi che erano partiti per reati procedibili d'ufficio, come quelli che abbiamo detto, e sono diventati a querela, sono tutti destinati alla morte prematura. E questo forse non è tanto corretto nei confronti delle persone offese. Potrebbero essere i procedimenti? I numeri? Guardi, no, lei mi coglie, non so, tu Alessandra sei li ho letti, non mi pronuncio li ho perché letti i dati, ma non sparerei dati a caso, non me li ricordo, comunque parliamo di migliaia e migliaia di processi, quello certamente, l'ordine di grandezza è quello. Questa riforma però non è stata vista bene non solo dagli avvocati ma neanche dai cittadini, ecco, perché comunque è un po' complicare la vita anche al cittadino che deve comunque andare a fare una querela, perché ricordiamo non è una denuncia, è una querela, che è diversa. Sì, però anche lì, voglio dire, io non me la sento di dare proprio la croce addosso all'ex ministra Cartabia, che credo sinceramente anche per la sua storia fosse una persona molto competente. Lei sì, ha dentro insomma le problematiche della giustizia, e io credo che anche lì, premesso che sappiamo tutti bene che le riforme poi magari dovrebbero nascere e dovrebbero anche, anzi dovrebbero essere concepite e poi nascere in un certo modo, e poi sappiamo che siccome devono compiacere, non è un bel termine, però devono accontentare. E devono essere approvate, diciamo così, da tutti, ecco perché secondo me non era la grande riforma che ci si attendeva dal ministro Cartabia, però probabilmente ha dovuto un po' trovare un bilanciamento, e in questi casi si sa che possono anche non venire bene, diciamo, le leggi. Però il cittadino, io credo che prima di tutto vada sempre ben informato. E devo dire che recentemente ho letto anche di un vademecum che veniva appunto inviato alle famiglie. No, io credo che sia importante che di fronte a delle riforme che toccano principalmente il cittadino comune, che non si può pretendere che sia dentro o che senta noi parlare, magari per nostra colpa non siamo chiari nell'esposizione. Quindi sarebbe giusto che di fronte a riforme così serie per il cittadino, noi possiamo considerarle
nell'ambito del codice penale anche residuali, ma giustamente per chi subisce una truffa, per chi subisce un furto può non essere così. Io credo che uno dei compiti dello Stato dovrebbe essere proprio quello di mettere a conoscenza il cittadino quando si tratta di riforme che lo possono più direttamente interessare, e farlo con tutti gli strumenti comunicativi, ma non comunicativi di parte, ma comunicativi oggettivi. Credo che questo dovrebbe essere anche un compito degli enti locali, anzi io ho letto, adesso non ricordo quale comune, quale sindaco lo abbia fatto. Sarebbe bene secondo me che l'informazione fosse corretta e trasparente, in modo che tutti, certo con un po' di disagio magari, ma facessero mente locale e riuscissero a tutelare se stessi meglio di come può farlo lo Stato da solo. Sì, certo. Avvocato, per chiudere, insomma, tante le riforme e sicuramente si è modificato il lavoro dell'avvocato. Sì, ne ha parlato anche Alessandra. Si è modificato, allora, nel senso, soprattutto la riforma Cartabia, perché diciamo, la riforma al momento è molto limitata, non ci tocca più di tanto, nel senso non è che ci impegna. La riforma Cartabia, per esempio, con il discorso delle pene sostitutive, della giustizia riparativa, impone all'avvocato una preparazione ancora più approfondita, non solo sul piano puramente tecnico, ma anche sul piano umano, psicologico, sul piano del patrimonio, delle conoscenze, dell'economia. E questo io lo trovo una positiva, diciamo, novità, perché dovrebbe selezionare anche il ricorso del cittadino all'avvocato, cioè gli avvocati, e questa è una battaglia che molti di noi combattono, per la specializzazione, ma una specializzazione vera, non sulla carta, ecco, richiede talmente tante competenze che noi avvocati dobbiamo accettarla come una sfida alla categoria, che però potrebbe portare dei frutti molto positivi alla stessa. Siamo arrivati al termine, ringrazio davvero, ci sarebbe ancora molto da dire. All'avvocato Alessandra Nava per essere stato con noi, anche l'avvocato Stefano Pietrobon. Grazie. E l'appuntamento ovviamente è sempre per domani con la diretta. Ne parleremo ancora sicuramente, magari spero di avere ancora Alessandra Nava e Stefano Pietrobon come ospite, giusto insomma, per continuare, perché poi ci sono tantissime cose da dire, cittadini che non hanno ben capito la situazione, per cui poi penso che sia difficile anche per gli avvocati lavorare e rapportarsi poi con loro. Spero potervi incontrare ancora. Ecco, grazie davvero, grazie ai registi che ci hanno seguito, l'appuntamento ovviamente per domani, arrivederci.